Benvenuti a tutti e grazie per la preziosa presenza di quest'oggi anche al Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, al Vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, al consigliere Marco Zecchinato, alla consigliera Silvia Maino e al consigliere Stefano Giacomin che ci delizieranno della loro presenza quest'oggi. Ricordandovi che questo importante convegno si realizza sia in presenza che in una diretta, nella diretta con i link che vi sono stati inoltrati via mail in questi giorni, per poter accedere ai contenuti multimediali con le slide dei diversi relatori di eccellenza che parteciperanno proprio quest'oggi, vi invito a collegarvi alla diretta YouTube sul canale del Consorzio CEV, digitando quindi sulla handle la chiocciola normalissima della mail seguita da consorzio _ quindi lineetta bassa CEV. Oggi, cari presenti, cari collegati, cari sindaci, cari amministratori, è una giornata molto importante, una giornata in cui si approfondisce uno dei temi caldi non solo della cronaca e quindi della ribalta mediatica, ma di quello che è a tutti gli effetti il futuro. Un futuro che guarda agli obiettivi internazionali dell'Agenda 2030 e a quelli che sono gli SDGs, che parlano di sinergie, che configurano una vera e propria mission di sostenibilità nel rilancio del territorio, con una centralità crescente anche di quella economia di futuro, non solo del futuro. E proprio quest'oggi abbiamo il piacere di accogliervi anche in questa sala che è stata messa a disposizione dalla provincia di Vicenza, che ha collaborato proprio gomito a gomito con la regione del Veneto e il consorzio CEV per avervi tutti qui quest'oggi per parlare appunto di futuro. È un piccolo anche spoiler, perché questo è veramente un esempio di eccellenza, di innovazione, di digitalizzazione, perché potremmo dire che è pari a quella del Parlamento europeo per i sistemi informativi che ci sono alla base. E un altro aspetto fondamentale è quello proprio delle sinergie per la rete, per il territorio. E proprio questo evento ci fa anche pensare a quel termine che i latini definivano l'essere artifex, quindi quegli homo faber protagonisti del cambiamento, in iniziative come queste promosse dalla Regione del Veneto, con queste sinergie strategiche per il territorio nel rilancio di un'economia che deve diventare sì di resilienza ma soprattutto proattiva per il futuro che tutti ci immaginiamo, ma che ha bisogno di linee programmatiche concrete e soprattutto dell'impegno condiviso da parte di ciascuno di noi, chiamati proprio in questa vera call to action all'operatività che ci vede protagonisti del cambiamento proprio quest'oggi. E adesso, per i saluti istituzionali, hai la parola al Presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardina, mentre aspettiamo anche l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato. A lei la parola, Presidente. Grazie, ringrazio anch'io, mi unisco ai ringraziamenti per i consiglieri regionali qui presenti, che ringrazio, per i numerosi sindaci, rappresentanti delle istituzioni, dei comuni che intervengono qui questa mattina. Fa piacere che venga riconosciuto la bellezza ma soprattutto l'efficienza di questa sala, che tra l'altro ha subito proprio recentemente un rinnovamento, un adeguamento tecnologico che consente proprio di fare dirette online come quella di stamattina. L'appuntamento di stamattina che l'abbiamo accolto con entusiasmo e partecipazione. Entusiasmo perché siamo felici che l'assessore regionale abbia individuato questa sede e abbia deciso di affrontare qui questo argomento così importante. Argomento importante che condivido, che sostengo sia come sindaco che come presidente della provincia di Vicenza. Ritengo importante soprattutto riuscire a chiarire quelli che sono i dubbi, quelle che sono le numerose domande che noi amministratori abbiamo su questo argomento, quindi sono fiducioso che nel corso della mattinata si riescano a fare dei passi in avanti importanti, perché su questi provvedimenti, su questa nuova intuizione delle comunità energetiche ci sono molte aspettative, perché i principi che stanno alla base, principi di condivisione,
fra il pubblico e il privato per ottenere il meglio dal territorio in un tema così strategico come quello delle energie e delle energie rinnovabili, penso che dobbiamo riuscire tutti a spenderci, ancora di più nel ruolo che abbiamo di rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti dei cittadini. Quindi io non mi dilungo oltre con i saluti e lascio la parola direttamente a quelli che saranno gli interventi successivi, in attesa che poi arrivi anche successivamente l'ospite principale, che è appunto il promotore di questa iniziativa, l'assessore Marcato. Grazie mille. Chair. Eccolo che è arrivato. Ben arrivato all'assessore regionale Roberto Marcato. Dove sono? Esatto. Buongiorno a tutti, grazie davvero per l'invito e ringrazio la provincia di Vicenza per l'organizzazione e per averci qui oggi ospitato. Tra l'altro io non sono qui oggi da solo, ma c'è una nutrita rappresentanza della Regione Veneto e questo sta a significare l'importanza dell'argomento che qui trattiamo oggi. Quindi approfitto anche per salutare i consiglieri regionali che sono qui con noi, Milena Cecchetto, Marco Zecchinato, la Silvia Maino e Stefano Giacomin. Mi dicono che dovrebbe arrivare anche più tardi il Presidente Ciambetti. Con me anche c'è l'architetto Alberti, che è il dirigente che segue tutto il tema delle comunità energetiche, e ringrazio anche lui. Allora, tanto per entrare subito nel vivo del tema che andiamo oggi trattando. Perché noi siamo qui oggi? Noi siamo qui oggi in virtù di una legge regionale del luglio del 2022, legge regionale che nasce dalla sintesi di 3 proposte di legge, una del sottoscritto e 2 della minoranza, che avevano tutte e 3 nel loro obiettivo quello della promozione delle comunità energetiche. È stato dato mandato al sottoscritto da parte della Commissione di fare una sintesi delle 3 proposte, così ho fatto e quella sintesi è diventata legge approvata all'unanimità in Consiglio regionale. Questo lo sottolineo non solo e non tanto per la dimostrazione di maturità politica del Consiglio regionale del Veneto, ma per dirvi quanto importante sia per la Regione Veneto questo strumento. E lo è perché, adesso facendo un ragionamento molto grossolano, proprio a volo d'uccello, sulla situazione energetica del Veneto, tanto noi vediamo che al 2020 la Comunità Europea aveva dato al Veneto come target di raggiungimento di uso di energie rinnovabili sul totale del 10,3. Questo era il nostro obiettivo e noi al 2020 chiudiamo l'anno con il 17,2, quindi quasi il doppio rispetto al target previsto. Ecco, intanto su questo una considerazione brevissima: se tutte le regioni avessero fatto quello che abbiamo fatto noi, probabilmente il sistema energetico complessivo del Paese oggi avrebbe un'altra situazione. Poi arriva la guerra, arriva la crisi energetica e improvvisamente ci scopriamo tutti fragilissimi. Quando dico tutti, perché per anni, in maniera assolutamente suggestiva, ci hanno raccontato che l'Italia era il fanalino di coda delle energie rinnovabili, invece c'erano paesi straordinari come la Francia, come la Germania, che invece avevano tutte le energie rinnovabili. Vi ricordate, no? Il mantra: la Germania che è al nord fa più fotovoltaico di noi che siamo il paese del sole, tutte queste cose qua. E poi scopri che arriva una guerra in Ucraina e scopri improvvisamente che la Francia
sopravvive energeticamente perché ha le centrali nucleari, e la Germania che le dismette fa 1/3 del PIL d'Italia e 1/4 del PIL del Veneto l'anno scorso, perché è al collasso. Perché? Perché gli cava via il gas dalla Russia. Questo grande gigante economico autosufficiente che faceva tutto da solo, tagliano il gas, morta. Quindi evidentemente noi non abbiamo fatto sicuramente i compiti per casa, non li ha fatti nessuno in Europa, questa è la verità. E la guerra in Ucraina ha dimostrato tutta la nostra fragilità. Ed è per questo che serve un colpo di reni molto, molto pesante da questo punto di vista. E quindi la prima cosa che è da fare è capire dove siamo, la situazione energetica della nostra regione. Perché noi abbiamo comunque delle situazioni interessanti. Siamo la seconda regione dopo il Piemonte per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, abbiamo il rigassificatore davanti a Porto Tolle, voi vedete quanta fatica sia farne di nuovi, noi l'abbiamo fatto in tempi non sospetti. Siamo la prima regione per raccolta differenziata d'Italia e riutilizzo dei rifiuti. Dopodiché, se andiamo sulle energie rinnovabili e andiamo settore per settore a vedere com'è la situazione e quale sia il margine effettivo dove noi possiamo lavorare, ecco lì la situazione è un po' variegata. Perché noi abbiamo il biogas e su questo io ho fatto una mia battaglia personale. E la faccio da 10 anni, battaglia che ho perso, perché da subito, quando sono stati dati incentivi per la produzione di biogas, io da subito ho trovato intollerabile che in un mondo dove 1 miliardo di persone muore di fame si potessero usare cibo da addizionare alle deiezioni animali per fare gas ed energia elettrica. L'ho sempre trovato eticamente inaccettabile. Siccome la tecnologia consente di produrre biogas usando solo ed esclusivamente deiezioni animali e la tecnologia ci consente di usare questi, possiamo usare come additivi vegetali gli scarti, quello dovevamo fare. Invece noi abbiamo chiuso le stalle e abbiamo piantato mais per fare biogas. Io la trovo una follia. Ho fatto una battaglia su questo, le ho provate tutte e l'ho persa. Adesso però sembra che ci sia quantomeno una sensibilità diversa per cui i nuovi impianti che nascono usando solo le deiezioni animali. È un passo avanti importante. C'è il tema delle biomasse, ma voi sapete che noi purtroppo insistiamo in un bacino orografico chiuso con una presenza di polveri sottili importanti, per cui l'Europa stessa ci ha messo in infrazione qualche tempo fa, e quindi lì dobbiamo stare attentissimi e dobbiamo usare le biomasse non impattando nell'aria, quindi questo diventa un elemento di criticità. C'è, sempre per lo stesso motivo, non possiamo usare l'eolico, tranne in qualche caso sporadico, perché non abbiamo ventilazione, quindi immaginare di poter produrre energia eolica in maniera consistente in Veneto è impossibile. Si può ragionare in qualche impianto offshore, ma allora lì sono dinamiche un po' diverse. L'idroelettrico è stato usato praticamente tutto, cioè tutto quello che era sfruttabile in Veneto è stato sfruttato. Ci sono oggi azioni di revamping, di miglioramento e di efficientamento degli impianti, ma grandi impianti su altri salti è praticamente impossibile. Quello che c'era da fare l'abbiamo fatto. Resta quindi il fotovoltaico e l'idrogeno. Queste sono le due energie su cui noi Regione stiamo puntando anche con la costruzione del nuovo piano energetico. E ovviamente le comunità energetiche diventano, da questo punto di vista, con il fotovoltaico, con le pompe di calore, insomma con tutto quello che si può fare, diventano uno strumento davvero importantissimo. Sull'idrogeno abbiamo creato la fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, proprio su questo, cioè
L'obiettivo nostro è quello di incrementare lo studio, la produzione e l'uso di idrogeno, immaginando al momento 2 hydrogen valley, una a Marghera e una a Padova. A Marghera perché è il sito naturale dove sviluppare questo tipo di attività, e a Padova perché oltre ad esserci aziende interessate c'è anche l'università, e quella è l'energia del futuro. Sul fotovoltaico diventano interessanti appunto le comunità energetiche, perché il fotovoltaico diventa lo strumento principale di sviluppo di questi strumenti. Le comunità energetiche, vedete, di fatto non hanno controindicazioni, perché consentono, intanto sono molto modulabili, possono essere pubbliche, private, miste, possono essere fatte in un condominio, può essere presa un'area artigianale, un'area industriale, può essere il comune che lo fa con la parrocchia, insomma a seconda delle esigenze sono modulabili, e ci sono tutti gli incentivi. Noi per primi, visto che ci crediamo, abbiamo voluto dare un segnale forte a questo punto di vista, e assieme ai colleghi consiglieri qui presenti abbiamo approvato la norma con un budget finanziario che ha 500.000 euro su due annualità, che servono per la promozione, che è quello che stiamo facendo qui oggi, per la divulgazione di questo strumento e per le prime spese per la costituzione di queste comunità energetiche. La legge prevede anche che ci sia un tavolo di coordinamento che diventi interfaccia fra la regione e il territorio. Ecco, su questo io ho una piccola preoccupazione che ho già avuto modo di esternare ai responsabili governativi, ministri, sottosegretari e in sede di commissione nazionale sull'energia. Ecco, questa è un'idea secondo me straordinaria, quella delle comunità energetiche. Ci sono risorse, ci sono gli incentivi, abbiamo la possibilità con questo strumento di alleggerire e di molto la dipendenza della nostra regione dall'estero per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, usando energie sane, buone, rinnovabili a costi minori. Ecco, non vorrei che, come spesso succede in Italia, si infrangesse questa possibilità sullo scoglio mastodontico, maledetto della burocrazia. Io l'ho detto in commissione, attenzione, perché se per fare una comunità energetica uno deve chiamare 3 avvocati, 4 notai, 2 ingegneri e un architetto, allora non ci capiamo, perché non la fa nessuno. Noi faremo la nostra parte per snellire e sburocratizzare il più possibile. Ho chiesto al governo che si faccia altrettanto. Su questo ho notizia che la bozza mandata a Bruxelles, il decreto mandato a Bruxelles, dovrebbe ritornare entro la fine di aprile. Se non ci sono grossi cambiamenti, dovrebbe arrivare la firma del Ministro e quindi il decreto dovrebbe diventare finalmente attuativo. No, lo dico questo perché con il decreto firmato avremo finalmente la capacità di misurare esattamente sia il quanto che il come. Intanto noi però incontriamo il territorio per essere pronti, cioè nel momento in cui firmano il decreto noi dobbiamo essere pronti a partire con questo strumento. L'altra cosa che ho chiesto al governo è che il fotovoltaico sui tetti, noi abbiamo chilometri quadrati di tetti artigianali industriali, e ho chiesto che il fotovoltaico sui tetti sia conveniente tanto quanto il fotovoltaico a terra, perché è inutile che ci lamentiamo che la gente toglie via le culture intensive e mette fotovoltaico e non lo mette sul tetto, se non è conveniente, perché è sempre la solita formula magica, la sostenibilità ecologica o è sostenibilità anche finanziaria o è uno spot. Non andiamo da nessuna parte. Ho chiesto anche questo, io spero che ci sia la sensibilità necessaria per arrivare anche a questo, perché è un peccato obiettivamente vedere ettari di terra di fotovoltaico che si sostituiscono al radicchio, alle culture di pregio per cui il Veneto è conosciuto in tutto il mondo. Io davvero vedervi così in tanti è un piacere enorme, so che ci sono molti amministratori, voi avete un ruolo enorme da questo punto di vista, sia di creatori di comunità energetiche,
che di fruitori di comunità energetiche, che di divulgatori, e poi siete l'interfaccia con il privato cittadino, così come l'associazione locale o l'impresa che insiste su un'area di produzione. Per cui davvero vi ringrazio moltissimo per la vostra presenza e attenzione e so che faremo tutti quanti un bel lavoro. Grazie. Grazie per queste importanti parole dell'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato, parole che ci parlano di futuro, di asset fondamentali per quella rigenerazione del nostro Paese, veramente per farlo ritornare tra le prime file a livello internazionale, che è il posto che merita. E il Veneto è sempre stato una realtà pionieristica in questo senso, nell'accogliere le diverse sfide che gli si sono presentate davanti, e convegni come quello di quest'oggi, che mette al centro le comunità energetiche e gli AERAC, parla anche di sburocratizzare, salvare il terreno, ma soprattutto investire nel futuro, avere quella lungimiranza positiva che dia speranza e respiro. Un respiro dato dalla prospettiva, dall'opportunità e dalla capacità di raccogliere le sfide in maniera proattiva. E adesso proprio di futuro e di essere quei demiurghi moderni, i veri rivoluzionari, i protagonisti della ribalta della transizione, della sostenibilità, di quel piano nazionale di ripresa e resilienza che ci dà gli strumenti per diventare veramente protagonisti, dando quel respiro della prospettiva. Ne parliamo con l'architetto Franco Alberti, direttore dell'unità organizzativa programmazione energetica e strumenti di incentivazione con le CER e gli AERAC, con il quadro normativo, gli aspetti energetici e territoriali. Buongiorno a tutti. Intanto mi unisco ai ringraziamenti che sono già stati fatti da Marcato nei confronti della provincia, ma per delineare anche quello che è stato il rapporto con cui la Regione tende ad fare territorio, a fare rete. Anche prima sono state pronunciate le parole da parte appunto della moderatrice di sinergie. L'idea è quella di costituire una rete dei territori in cui la Regione ha un'ovvia funzione di coordinamento con cui accompagna, le azioni che normalmente deve fare una Regione. Su questo tema appunto anche il decreto Marcato ha già delineato che la Regione ha compiti di legislazione, e su questo ovviamente è stato preparato dallo stesso Marcato una proposta di disegno di legge che è stata discussa dal Consiglio regionale. Quindi delineare lo strumento legislativo e normativo è importante, come è importante delineare il piano che contiene le policy per affrontare questa grande sfida, che è quella della sostenibilità e della transizione energetica. Stiamo redigendo ovviamente il piano. Il piano si baserà ovviamente sui pilastri che sono già stati definiti nel Piano Nazionale Energia e Clima, e sono stati colti proprio gli aspetti più importanti legati alla decarbonizzazione e alla produzione di energia, come citava anche l'assessore Marcato. Per gli obiettivi che c'erano stati dati col burden sharing abbiamo raggiunto degli importanti obiettivi nel rapporto della produzione delle rinnovabili. Gli impegni che ci saranno in futuro sono davvero particolarmente sfidanti, perché ormai anche quelli definiti nel PNIEC, nel Piano Nazionale Energia e Clima, secondo il mio punto di vista saranno superati dal decreto che ci stiamo attendendo, non tanto sulle rinnovabili, perché poi se ne parla anche poco, ma gli obiettivi che verranno dati alle regioni in termini proprio di ripartizione del quantum dovremmo raggiungere in termini di rapporti rinnovabili. Si parla ovviamente di transizione da un modello ad un altro.
Per la verità abbiamo già cominciato questa transizione prima ancora del New Green Deal, prima ancora degli obiettivi definiti dal Fit for 55 dall'Europa, quando la produzione da fossili nella nostra regione ha cominciato a prevedere una diversificazione. Cioè, in 10 anni io sto pensando anche un po' a quello che diceva l'assessore Marcato, in effetti il panorama è completamente cambiato. Avevamo una centrale importante dell'Enel di Porto Tolle che ci assicurava, voglio dire, un approvvigionamento importante, per la verità lo assicurava a mezza Italia la centrale di Porto Tolle, però andava a carbone. E quindi questa realtà l'abbiamo ovviamente abbandonata per abbracciare più che altro le politiche di carattere più ecologico, come ovviamente sono in linea con tutte le disposizioni legislative che sono state nel frattempo, le direttive europee. Ma avevamo anche alcune importanti centrali termoelettriche, nel Veneziano ricordo che si andava a carbone anche con la centrale termoelettrica di Fusina, con la centrale Palladio, a cui per fortuna in epoca, come sosteneva Marcato, non sospetta, abbiamo pensato anche al GNL, al gas naturale liquefatto, assicurando non solo al Veneto ma anche al territorio nazionale un approvvigionamento che ci consente di tirare un bilancio. Facendo il piano, ovviamente noi dobbiamo anche pensare a una diversificazione delle fonti, in cui abbiamo detto un po' la crisi idrica non ci consentirà di sfruttare appieno la prima risorsa energetica da fonti rinnovabili che era l'idroelettrico, lo è stato per tanti anni. Ora siamo alla revisione delle concessioni entro il 2024, si deve fare i conti anche con una nuova normativa sul deflusso idrico, per cui dobbiamo cominciare a diversificare. Certo che il settore fotovoltaico ha un ruolo sostanzialmente importante, riconosciamo questo ruolo sostanzialmente importante. Non solo, crediamo anche che il fotovoltaico negli ultimi anni, parlo del 2020-2021, ha avuto un rilancio con la creazione di tanti parchi fotovoltaici, soprattutto nella zona polesana, ma anche nel territorio padovano, sostanzialmente in territori che si prestavano all'utilizzo di tante superfici. Ecco, pensiamo che lo strumento delle comunità energetiche possa garantire davvero un'inversione di rotta rispetto a questo modello, cioè pensiamo in maniera massiva, voglio dire, all'impiego di comunità energetiche, perché avere tante piccole centrali fotovoltaiche gestite da tante comunità consente anche, voglio dire, una territorializzazione e una dispersione nel territorio regionale con effetti sicuramente meno impattanti che i grandi parchi fotovoltaici. Su questo il Consiglio regionale infatti ha anche fatto una legge, la legge numero 17, che tenderebbe sostanzialmente a governare un po' meglio il fenomeno del fotovoltaico. Detto questo, la rivoluzione che ci aspetta, perché si tratta, secondo il mio punto di vista, modesto punto di vista, lo sentiremo anche nelle prossime redazioni che si addentreranno su aspetti tecnici, su aspetti anche di carattere gestionale. Noi abbiamo questi due temi che sono stati tracciati, che riguardano la sostenibilità e la transizione. Le parole magiche insomma sono un po' queste. La transizione energetica, a mio avviso, non può essere dissociata dalla partecipazione attiva e volontaria, e guarda caso è proprio il concetto che sta alla base della costituzione delle comunità energetiche. Può esserci transizione, sostenibilità senza partecipazione? Io sostengo, un po' anche da pianificatore, me ne sono occupato di problemi territoriali in precedenza, credo di no. Il ruolo delle amministrazioni, soprattutto le amministrazioni locali, è importante nel governare questi processi. Ritengo che il Comune
possa esercitare un ruolo particolarmente importante proprio per la coesione. Si diceva noi abbiamo questa che sta alla base delle comunità energetiche sostanzialmente un triplice modello, chiamiamolo un modello di convenienza delle CER, cioè è un modello economico, è un modello ambientale ed è un modello sociale. Mi soffermo sulla questione del modello sociale, nel senso che è importante che una comunità energetica nasca e prosperi soprattutto in territori che hanno già presente una buona propensione alla coesione comunitaria, cioè un forte senso della comunità. Poi il collega di Enea magari si soffermerà proprio anche su alcuni aspetti che riguardano per esempio strumenti volontari come i patti dei sindaci che ha visto coinvolte molte amministrazioni e forse faciliteranno proprio questo aspetto. Detto questo, direi che tutte le comunità energetiche che noi immaginiamo in maniera massiva si uniscano sostanzialmente anche al concetto della riduzione dei consumi, dell'efficientamento energetico. Questo è un altro tema importante che ci porta verso la decarbonizzazione, perché in questo modo riusciremo a colpire quegli obiettivi che, ripeto, non li conosciamo ancora, ci verranno dati dal Ministero a breve, speriamo, e costruiremo un piano basandoci, su quello che sono le necessità energetiche da parte della Regione. Non nascondo che ci saranno obiettivi molto ambiziosi, quindi la diversificazione delle fonti va perseguita, lo strumento delle comunità energetiche appunto è uno strumento anche di crescita sociale, di sviluppo di filiera, quindi dobbiamo pensarla soprattutto quando si parla di comunità energetica, a mio avviso è soprattutto un progetto di comunità con delle complessità ma con indubbi vantaggi. Ritornando un po' a bomba a quello che era il tema di introduzione mia per questo momento che ci troviamo appunto tutti assieme, amministratori e anche tecnici, la Regione ha definito la sua cassetta degli attrezzi sostanzialmente per affrontare il tema delle comunità energetiche. Lo Stato, attraverso, a livello nazionale, ci aspettavamo due provvedimenti, uno importante che è arrivato, che è quello dell'agenzia ARERA, che era quella delle definizioni tecniche per riuscire a risolvere alcuni temi legati un po' alla determinazione della potenza delle comunità energetiche che ora sono basate su una potenza complessiva di 1 megawatt fino ad 1 megawatt, sulla realità in cui appunto dovranno essere collocate queste comunità energetiche rispetto alla cabina secondaria, alla cabina primaria, insomma tutta una serie di elementi che ci attendavamo sono arrivati. Manca ancora l'approvazione definitiva da parte del Ministero del provvedimento che citava l'assessore Marcato e che attende un parere da parte di Bruxelles, e sembra che ci sia anche con un certo ottimismo che i tempi siano effettivamente a breve. Sostanzialmente sono girate diverse bozze, abbiamo visto anche la bozza, abbiamo partecipato ai lavori delle commissioni con cui vengono coinvolte le regioni, sono state eliminate alcune imperfezioni. Perché è importante avere anche questo atto? Non è che effettivamente non si possano fare comunità energetiche in questa fase, non è che non si siano fatte comunità energetiche nel corso di un paio d'anni, forse anche 2 o 3 anni, perché appunto in precedenza diciamo che le comunità energetiche, non molte presenti in Italia, sono state costituite in maniera fra virgolette, le mettiamo all'interno di un periodo sperimentale, però ce ne sono state costituite. Quelle che ci troviamo di fronte con l'obiettivo che è definito dal ministro Pichetto Fratin, addirittura di arrivare in un periodo che avremo davanti di qualche anno addirittura 15.000 comunità energetiche, è sicuramente un obiettivo importante. Su questo noi attraverso la legge regionale abbiamo inserito le prime risorse,
A queste l'assessore regionale, nel gestire anche dei fondi comunitari, ha messo a disposizione una misura specifica di 10 milioni di euro. Perché? Perché effettivamente lo Stato ha previsto delle ingenti risorse finanziarie per le comunità energetiche, parliamo di 2 miliardi 200 milioni di euro, con il decreto ripartirà le risorse per le regioni, però immaginiamo, insomma, è una dotazione finanziaria importante, ma va a cogliere le necessità della costituzione di comunità energetiche per comuni fino a 5.000 abitanti. Le ragioni sono anche immaginabili, perché parliamo di territori maggiormente fragili, parliamo di territori che magari non hanno problemi, per esempio, di metanizzazione, di approvvigionamento energetico e via dicendo, però c'è un territorio al di fuori dei 5.000 abitanti che effettivamente richiede un'attenzione, e su questo appunto abbiamo tentato di coprire con una misura specifica la rimanente parte del territorio regionale in cui si possa costituire comunità energetiche in territori al di sopra dei 10.000 abitanti. Il tavolo che faceva riferimento l'assessore, faremo una prima convocazione a breve. Abbiamo voluto riunire da una parte alcuni player con i suoi rappresentanti, parliamo di Enea, parliamo di GSE, di Arera, quindi praticamente RSE, ma anche dei consorzi di distribuzione dell'energia, e soprattutto anche la parte dell'associazionismo professionale, dell'associazionismo amministrativo, che sono rappresentati appunto dalle associazioni nazionali delle province, piuttosto che quella dei piccoli comuni e quella dell'ANCI dei comuni. Perché questo tavolo? Perché ci serve un monitoraggio continuo, in modo che possa in qualche maniera interloquire tra soggetti e reindirizzare le politiche nel caso ci fossero bisogno. E su questo abbiamo inserito fra l'altro anche un questionario che vi chiedo anche, se è possibile, di compilare. Lo trovate alla fine sia nella piccola documentazione, nella brochure che avete a disposizione, e anche nella presentazione che ho saltato, nel senso, ma lascio agli atti, perché è importante avere questa interlocuzione con i territori. Regione e provincia in qualche maniera cercano di supplire alle difficoltà che possono avere anche dei comuni. Tutte le province si sono dimostrate disponibili non solo per l'organizzazione di questo convegno, che posso dire che insomma anche ha una certa importanza, spero anche un certo seguito anche da parte di chi ci ascolta al di fuori di questa sala, ma soprattutto l'idea di costituire anche dei centri di competenza attraverso le province. Finanzieremo con un po' di soldi, ma soprattutto anche con risorse nostre personali e di competenza nostra, anche dei centri all'interno della provincia, in modo che ci sia uno sportello in grado di colloquiare e avere davvero una rete che ci porterà ad affrontare questi temi della sostenibilità in maniera strutturale. Le aspettative sono molte, ce ne rendiamo conto, c'è un'idea diffusa di questa bontà, fra virgolette, di questo strumento. È importante fare dei passi e non deludere, le aspettative che già ci sono e sono manifestate, da questi convegni, ma anche dalla percezione pubblica che si ha del senso della comunità. Grazie. Io volevo chiedere un esempio concreto per poter capire meglio, perché sennò vi sembrano discorsi un po' troppo alti. Sì. Voglio dire, si mette insieme Antonio, Giuseppe, il parroco, e cosa devono fare? A chi devono chiedere? E quanti soldi riusciranno a prendere in base alla potenza che riusciranno a fare? Allora, il mio compito era un po' di dare un inquadramento generale, ma non è che queste informazioni non verranno fuori da questa... Sì. Non è fuffa, ci sono diverse modalità, fra l'altro si diceva prima, quando Arera ha definito le regole tecniche, ha definito addirittura 7 modalità tra comunità energetiche e autoconsumo. Vi verranno mostrate degli esempi delle relazioni che seguiranno. Sì, quindi... ma non può fare lei un esempio in 5 minuti? Sì, perché
carità, però non vorrei neanche, io posso farlo tranquillamente. Penso che sia la cosa più interessante che possa dire. Allora, va bene, non vorrei coprire, voglio dire, gli interventi di quelli che mi seguiranno, era anche un po' questo. Ci sono diverse modalità con cui si può fare la comunità energetica. C'è un promotore e ci sono dei membri. Tra i membri possono far partecipare sia l'impresa, voglio dire, almeno che a patto che non ne faccia una forma di reddito di impresa, quindi le imprese è importante che ci siano chi ha delle utenze domestiche, è importante che ci sia il comune, perché il comune può in qualche maniera mettere a disposizione degli spazi per i pannelli fotovoltaici, può mettere a disposizione i pannelli fotovoltaici magari in parte quelli che ha già realizzato, e noi immaginiamo che tutto questo sia governato non certo da cavi e cavetti che collegano, voglio dire, un appartamento a un'attività produttiva eccetera, perché tutto passa attraverso il POD. Quindi perché questo? Perché l'incentivo che darà GSE, quindi i soldi che ritornano, voglio dire, ad ogni componente della comunità energetica, avverranno, secondo il decreto del Ministero, vedremo in che quantità, se 110, 111 euro a megawatt consumato, perché il principio è che l'incentivo verrà dato ad ogni singolo componente della comunità energetica, che può essere una famiglia, un'impresa e via dicendo, in base a questa. Come è governato tutto questo? Perché lei si chiede, c'è certamente un atto costitutivo della società, della comunità, c'è uno statuto e c'è prevista ovviamente la gestione che è complessa di tutto questo management, voglio dire, energetico che viene prodotto. Non so se ho risposto bene alla sua domanda. Poi vedremo degli esempi concreti in cui si vede una comunità energetica costituita solo dall'amministrazione comunale, perché può essere, l'70% delle spese che ha un comune è sulla bolletta elettrica dell'illuminazione, quindi ha ovviamente un interesse a costituire una comunità energetica, anche se fosse lui stesso, voglio dire, a gestirsi la cosa. Sistemi misti in cui partecipa, promossa dal comune e partecipata, che tra i suoi membri ha tutta un'altra serie di soggetti di carattere privato. Le vedremo, io un po' le ho già viste queste cose nel corso dei convegni che abbiamo fatto, magari anche il collega spiegherà il modello di gestione che, ripeto, non è una cosa semplice, è una cosa complessa che necessita, voglio dire, di un approccio di carattere finanziario, di un approccio di carattere sociale, ma anche più strutturalmente, voglio dire, quello che la comunità deve stare in piedi da un punto di vista economico, non solo distribuire, voglio dire, quello che riceve, come gestisce il finanziamento iniziale che potrebbe essere regionale, quindi c'è una parte di compensazione, nel senso che saranno previsti dei contributi, per esempio il Ministero prevede il 40% del costo dell'investimento, quindi la comunità energetica sta in piedi, se sta in piedi, voglio dire, tutto il meccanismo di retribuzione, anche perché deve distribuire le risorse dei propri partecipanti, deve accantonare delle risorse per le manutenzioni o per i nuovi investimenti. È un progetto anche di ingegneria finanziaria, ma più che le mie parole contano, secondo me, le cose che vedrete nelle prossime relazioni, che saranno esemplificative, in quanto avremo delle diverse configurazioni, diverse caratteristiche. Dobbiamo pensare che la comunità energetica è un vestito sartoriale sostanzialmente, e quindi avrà diverse casistiche. Si tratta di scegliere quella che è più appropriata ai bisogni della specifica comunità. Ritornando così al nostro programma, cari amici, possiamo dire veramente che la democrazia è dialettica nel senso che ha bisogno di ribalte, di risposte, si pone interrogativi, e questi interrogativi necessitano di avere riscontri operativi per fugare dubbi e soprattutto dare gli strumenti operativi per essere veramente protagonisti di quello che ci siamo detti, delle comunità energetiche e degli ERAC in particolare quest'oggi. Rigenerare quindi le risorse locali restituendo valore al territorio ci fa diventare veramente protagonisti di quegli investimenti dove l'autoconsumo è uno degli asset fondamentali
fondamentali che parlano proprio di questa transizione energetica che ci mette a disposizione un'energia a chilometro zero, un'energia green che fa proprio parte di quella green wave, potremmo dire anche di elettrificazione, che deve rispondere al nostro bisogno crescente di energia, perché il nostro darwinismo energetico ci ha trasformato in esseri veramente energivori. E come possiamo approvvigionare questa nostra necessità crescente, di questo bisogno diventato veramente endemico, sviluppando quell'ulteriore step di quella pandemia energetica che ci mette nella condizione di dover trovare risposte concrete a quelle richieste del nostro quotidiano. E adesso, proprio per parlare di quelli che sono gli asset per respirare sostenibilità nel suo senso più prismatico del termine, abbiamo con noi, e diamo la parola, all'ingegnere Biagio Di Pietra dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile dell'Enea, che illustrerà così le soluzioni ottimali per le configurazioni di autoconsumo collettivo. Buongiorno, ringrazio innanzitutto la provincia per l'invito a questo evento. Avevo preparato delle slide, non so se... Eccole, perfetto. Grazie. Io andrei a presentare qui il tema del mio intervento che riguarda proprio la presentazione di un caso studio sperimentale che si configura all'interno di queste soluzioni ottimali appunto per la realizzazione di configurazioni di autoconsumo collettivo, e andrei a commentare appunto la prima slide dove è possibile, dove si può osservare questo diagramma dove è riportata appunto quella che è stata la diffusione degli impianti rinnovabili nel nostro territorio, in particolare quella che è stata l'evoluzione degli impianti fotovoltaici a partire appunto dai primi anni del 2000-2008 fino ai giorni nostri, dove si vede che fino al 2013 c'è stata appunto una diffusione degli impianti in maniera esponenziale, con una caratteristica legata molto più all'incremento della potenza installata rispetto al numero di impianti, invece grazie anche appunto al contributo che ha dato l'incentivo in conto energia, dal 2012-2013 vediamo che questa tendenza continua comunque ad incrementare, con una caratteristica diversa. Si vede che la crescita del numero degli impianti è superiore rispetto a quella che è la crescita della potenza installata. Commentando questo risultato, questo andamento, si può dedurre che c'è una diffusione sul territorio nazionale, c'è stata una diffusione appunto sul territorio di impianti di piccola taglia. Infatti, come riportato poi anche nella slide, il 95% degli impianti fotovoltaici installati sul territorio nazionale ha una potenza inferiore a 50 kW, la cosiddetta generazione distribuita, diffusa se vogliamo. Quindi è possibile dire che, come appunto riportato nella slide successiva, che nel territorio, nel sistema elettrico, è nata una nuova figura nel sistema elettrico nazionale, il cosiddetto prosumer. Che è il prosumer? Quindi è una parola, come si legge anche sulla slide, mutuata dall'inglese, formata dalla composizione di due figure che confluiscono in un unico soggetto: la figura del producer, che è il produttore, e la figura del consumer, che è il consumatore. Questo soggetto, il prosumer, è l'utente finale del sistema elettrico, siamo noi, sono le aziende connesse al sistema elettrico, che oltre a consumare energia dalla rete producono energia localmente con vari fini. Uno è quella di autoconsumarla sul posto istantaneamente, quindi è lo stesso utente che la produce e la consuma. Questo comporta ovviamente un impatto importante da un punto di vista di risparmio sia energetico che economico direttamente sulla bolletta. Oppure può essere accumulata, come sappiamo con i sistemi di accumulo, e consumata sempre nello stesso sito, dallo stesso utente, in ore successive, quando il profilo di carico aumenta, quando c'è una richiesta superiore rispetto a quella che era durante le ore di produzione. Oppure può essere immessa in rete, nella rete nazionale, e valorizzata con vari strumenti, come può essere quello del ritiro dedicato o la vendita a libero mercato. Ed è proprio il tema di oggi, quello delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo, che introducono nuove possibilità di gestire, di utilizzo dell'energia prodotta dal prosumer, con vari strumenti che appunto vedremo nelle slide successive. Grazie.
Andando un po' più sul tecnico, vediamo com'è possibile, ecco, cos'è l'autoconsumo. E come riportato nella slide, come si evince anche da questo schema semplificato, se vogliamo, dove c'è un impianto fotovoltaico col suo contatore di produzione, connesso, ovviamente collegato all'abitazione in questo caso, e un prosumer domestico monofamiliare, e poi una connessione alla rete elettrica nazionale. Ecco, l'autoconsumo è la parte di produzione dell'impianto connesso all'abitazione che non viene ceduta alla rete, ma viene destinata ai consumi locali dell'utente attivo. Quindi, se vogliamo, poi c'è una formula col quale si calcola anche questo autoconsumo, però si capisce bene che aumentando questa kilowatt, quindi questa potenza assorbita dall'abitazione quanto più possibile, quindi si va a utilizzare una componente molto, diciamo, cospicua della potenza dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, quindi aumentando questa quota aumenta la quota di autoconsumo rispetto alla potenza P rete, quindi alla potenza immessa in rete. Quindi aumentando questa quota si ha un impatto importante in termini di riduzione della bolletta. Un altro esempio invece è quello dell'autoconsumo per quanto riguarda le utenze, il prosumer condominiale. Il prosumer condominiale può essere visto come il soggetto, il condominio, che installa un impianto fotovoltaico per esempio sul tetto, e questo impianto fotovoltaico è connesso al punto di connessione, è collegato al punto di connessione, quindi al contatore condominiale, al contatore centralizzato, per andare in questo caso a compensare quale tipologie di cariche, che sono quelle centralizzate, quelle condominiali, possono essere, ecco, un'autoclave di condominio, le utenze per l'illuminazione delle scale e l'ascensore. Sono utenze che possono avere degli assorbimenti ridotti rispetto a quella che è la produzione dell'impianto fotovoltaico in quell'istante, in quel momento in cui appunto vengono utilizzate, e possono essere utenze che hanno un utilizzo non contemporaneo alla produzione del fotovoltaico. Questo, in termini di autoconsumo sul posto dell'energia, potrebbe portare a delle criticità legate proprio al fatto che appunto la produzione del fotovoltaico potrebbe non essere contemporanea appunto con l'accensione e l'illuminazione delle scale, che avviene normalmente durante le ore serali, ma anche l'utilizzo dell'ascensore fondamentalmente nelle ore serali, quindi la quota di potenza immessa in rete aumenta rispetto a quella autoconsumata sul posto, e quindi c'è una elevata quota, come riportato appunto, di immissione in rete. Ecco, l'introduzione degli strumenti di comunità energetica, e in particolare quello di autoconsumo collettivo condominiale, è una soluzione, come riportato appunto nella successiva slide. Grazie, se è possibile passare. Ecco, sono queste due configurazioni introdotte, come riportato anche dalla presentazione precedente, che rappresentano diciamo una aggregazione di clienti finali, produttori e prosumer, che possono raggrupparsi appunto per costituire un unico soggetto virtuale, volendo, che autoconsuma quella parte di energia che verrebbe comunque immessa in rete nel caso dell'esempio appunto del condominio, e la condivide tra gli utenti, in questo caso del condominio stesso, se andiamo a scala condominiale. Ecco, se andiamo alla successiva slide, questa è un po' la cronologia di quelle che sono state le direttive europee e le norme nazionali che poi hanno portato al recepimento definitivo, ecco, delle configurazioni di comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette CER, e le configurazioni di autoconsumo collettivo, che, se vogliamo, come vedremo, appunto è un sottinsieme appunto delle comunità energetiche. Sono state introdotte dalla direttiva europea del 2008 la famosa RED 2, che promuove la diffusione delle fonti rinnovabili. La prima introduzione nel contesto nazionale delle comunità energetiche e delle configurazioni di consumo collettivo è stato con l'articolo 42 bis del decreto mille proroghe del 2019. Sono state introdotte, diciamo, in una fase transitoria, poi abbiamo questa fase transitoria è stata regolamentata anche dalla delibera ARERA 318 del 2020, ed è il primo decreto ministeriale 16 settembre 2020
2020, che ha introdotto sempre in questo periodo transitorio, le prime tariffe incentivanti per l'energia condivisa all'interno delle comunità energetiche dell'autoconsumo collettivo. La direttiva europea è stata definitivamente introdotta e recepita in Italia con il decreto legislativo 199/2021, che completa il recepimento anche delle configurazioni CER e autoconsumo collettivo, ed è ora di qualche mese fa appunto la delibera della ARERA, appunto la 727 del 2022, che introduce il testo integrato di autoconsumo diffuso, il cosiddetto TIAD, che disciplina le modalità per la valorizzazione, appunto per valorizzare l'autoconsumo di fonti rinnovabili all'interno delle diverse configurazioni che vedremo, e quindi va ad attuare in attuazione del decreto legislativo. In questa delibera vengono richiamate e definite quelle che comunque sono le configurazioni già previste all'interno del decreto legislativo 199/2021 e il 210/2021, e introduce anche, fa una distinzione fra i vari pacchetti, livelli di energia che come appunto si vede in questa slide possono essere raggruppati come sottoinsieme. Viene definita l'energia condivisa da una comunità energetica, il minimo per ogni ora tra energia elettrica emessa e prelevata nella sezione di mercato. L'Italia è divisa in varie sezioni di mercato, come definito anche da Terna e come riportato nella figura sulla slide, per punti di connessione della configurazione. Quindi viene fatto questo bilancio orario all'interno della zona di mercato. L'energia autoconsumata è un sottoinsieme ed è l'energia condivisa dei punti di connessione sottesi all'interno della stessa cabina primaria. Quindi una cabina è una cabina che trasforma l'alta tensione in media tensione. Tutti i punti connessi all'interno di questa rete alimentata dalla cabina primaria possono autoconsumare l'energia prodotta dagli impianti presenti all'interno del perimetro. Qual è l'energia invece incentivata? È l'energia autoconsumata prodotta appunto da impianti, dai nuovi impianti come definiti dalla normativa. Poi il dettaglio è ben riportato appunto anche dalla delibera e dal decreto legislativo. I nuovi impianti, il potenziamento fino a 1 megawatt. Ora il tema della mia presentazione è quello di approfondire con voi quello che è invece lo schema dell'autoconsumo collettivo, quindi se volendo lo possiamo vedere come un ulteriore sottoinsieme, perché rappresenta, se può ritornare alla slide precedente, grazie, perché rappresenta lo schema formato da intanto utenti finali e produttori, comunque per i quali, come è stato detto anche nella presentazione precedente, per i quali comunque l'attività di produzione e scambio di energia elettrica non costituisce anzitutto attività commerciale o professionale, e questa configurazione di autoconsumo collettivo possono far parte i titolari, quindi gli utenti finali, titolari di punti di connessione ubicati all'interno del medesimo condominio o edificio. Quindi è il caso appunto del condominio, per esempio, con un impianto fotovoltaico centralizzato, come stavamo vedendo prima. Gli utenti all'interno del condominio che hanno appunto ovviamente un punto di alimentazione, un punto di connessione, un contatore, possono far parte di questa comunità energetica definita appunto autoconsumo collettivo. L'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti presenti all'interno e ubicati all'interno dello stesso edificio, ma può essere appunto un impianto anche centralizzato di condominio, o anche in altre aree che comunque in altri siti che sono comunque nella disponibilità degli utenti presenti all'interno del condominio e quindi della configurazione, purché fanno parte sempre della stessa zona di mercato. Per condividere l'energia elettrica, lo vedremo anche poi nella successiva slide, per condividere l'energia elettrica è obbligatorio comunque utilizzare la rete elettrica nazionale, quindi pur essendo utenti all'interno dello stesso condominio la condivisione avviene anche se per qualche metro, perché i contatori spesso nei condomini sono tutti ubicati nello stesso vano, però va comunque condivisa tramite la rete elettrica nazionale, perché quali potrebbero essere gli schemi
per condividere, per autoconsumare da parte dei singoli condomini e utenti l'energia. Può essere uno schema di tipo fisico, cioè uno schema autoconsumo fisico, ma vedremo che non è possibile applicarlo, cioè dove l'impianto fotovoltaico è connesso fisicamente con gli impianti elettrici dei singoli utenti, quindi la condivisione in questo caso sarebbe una condivisione fisica, perché l'utente va a consumare direttamente andrebbe a consumare direttamente con una rete privata interna al condominio l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico centralizzato. Poi c'è invece l'autoconsumo virtuale, che è lo schema invece applicabile. L'autoconsumo virtuale vede l'impianto, in questo caso di generazione, l'impianto centralizzato connesso al contatore condominiale, e poi qui c'è una piccola animazione, ricordo, quindi in questo caso l'energia viene immessa in rete e poi prelevata subito dai singoli condomini tramite il loro punto di connessione, tramite i loro contatori. Questa è una forma di autoconsumo non fisico, perché comunque si utilizza la rete pubblica, ma infatti viene chiamata virtuale. Ora, siccome, come prevede il decreto legislativo 199, come prevede anche la delibera ARERA, comunque ogni utente deve poter scegliere il proprio fornitore di energia, anche se fa parte della comunità energetica, se fa parte dell'autoconsumo collettivo. Ogni utente deve poter decidere in ogni momento eventualmente di uscire dalla comunità energetica, dallo schema di autoconsumo. Quindi, secondo queste indicazioni e secondo anche quella che è la regolamentazione prevista dalla delibera ARERA 894/2017, tutte le unità immobiliari devono essere connesse ad un proprio contatore fiscale. Questo significa che il primo schema, l'autoconsumo fisico, è uno schema non applicabile per l'autoconsumo collettivo, e anche qui c'è un'animazione, se è applicabile invece l'autoconsumo virtuale. Andando alla successiva slide, verranno presentate brevemente quelle che sono una parte delle nostre attività riguardo a quelle che sono le configurazioni, lo studio delle configurazioni di comunità energetiche, in particolare quelle dell'autoconsumo collettivo, all'interno di un programma di ricerca ministeriale, appunto come riportato nella successiva slide, un programma che all'interno, appunto, nell'ambito dell'accordo di programma fra quello che è stato il MITE e l'Enea sulla ricerca del sistema elettrico. Stiamo parlando infatti del piano triennale 2019-2021, abbiamo realizzato presso il centro ricerche di Casaccia un dimostratore sperimentale che riproduce in scala delle configurazioni di autoconsumo collettivo di piccole comunità energetiche. L'impianto si chiama Sapiente, significa, l'acronimo è Sistema di accumulo e produzione di energia integrata, di energia termica ed elettrica. È una test facility sperimentale che alla fine che ha come obiettivo quello di realizzare in scala, appunto, diverse configurazioni impiantistiche di comunità energetiche, in particolare appunto di autoconsumo collettivo, con l'obiettivo di studiare e di valutare sul campo nuovi schemi di comunità energetiche che possono massimizzare l'energia consumata, autoconsumata dai singoli utenti di una configurazione AUC, di una configurazione di comunità energetica, in particolare con delle logiche del tipo power to it, cioè produco l'energia elettrica, abbiamo visto che non può essere autoconsumata fisicamente, la converto in energia termica e converto il vettore elettrico in vettore termico per distribuirlo all'interno della rete termica centralizzata, per esempio del condominio, come appunto riportato nella successiva slide. Quindi a sinistra in questo caso è riportato uno schema tipico di un autoconsumo collettivo con un impianto fotovoltaico centralizzato, a destra si vede come uno schema semplificato, volendo, come può essere quello dell'impianto di un sistema tipo Sapienta applicato a un condominio, dove il vettore elettrico viene convertito in un vettore termico tramite la pompa di calore, volendo anche viene accumulato e distribuito ai singoli utenti tramite appunto la rete termica. Andiamo alla successiva slide. Ecco, questa è la configurazione del sistema Sapiente installato presso il centro di ricerca di Casaccia. Abbiamo un impianto fotovoltaico da 11,4 kW, un impianto fototermico ibrido che produce sia energia elettrica che energia termica da 6 kW, un sistema di accumulo sia a litio che a supercondensatori, una pompa di calore che possiamo gestire in potenza in modo tale, come vedremo nelle successive slide, in modo tale da poter
da poter sovrapporre il consumo elettrico istantaneo con quella che è la produzione dell'impianto fotovoltaico. Ora, queste sono delle foto di dettaglio degli impianti installati, della pompa di calore, dei sistemi di accumulo. C'è una pompa di calore centralizzata per fare anche acqua calda sanitaria e quindi essere alimentata dal fotovoltaico condominiale per poi distribuire energia termica sotto forma di acqua calda sanitaria. Andando nelle successive slide ci sono appunto altre foto di dettaglio dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto ibrido fotovoltaico fototermico. Contemporaneamente produce energia termica per acqua calda sanitaria e anche energia elettrica. Queste sono altre foto di dettaglio del sistema supercondensatori come sistema d'accumulo e del sistema a litio. C'è un sistema di controllo che ci consente di applicare varie logiche di ottimizzazione dell'autoconsumo. Vado a chiudere con mi sa che sto andando troppo avanti. Possiamo andare alla successiva slide. Ecco, una slide che sintetizza un attimo quella che è il risultato sperimentale, uno dei risultati sperimentali, come vedremo ecco. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo collegato un sistema di controllo che gestisce la pompa di calore per convertire istantaneamente l'energia elettrica prodotta in energia termica, in modo tale che è possibile autoconsumare sotto forma termica da parte del singolo utente l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Ecco, se andiamo nella successiva slide, qui vediamo dei grafici che ci fanno capire, ora sulla successiva slide lo vedremo, come questo controllo del tipo Power to Heat consente ad ogni momento, ad ogni istante, alla pompa di calore di autoconsumare in modo centralizzato quello che è l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Se possiamo, la successiva, eccola qua, quella precedente, ecco, qui abbiamo la tipica produzione fotovoltaica in rosso dell'impianto fotovoltaico e quella in blu è l'energia elettrica assorbita dalla pompa di calore. Si vede appunto che in questo caso la pompa di calore segue perfettamente la produzione del fotovoltaico e va ad autoconsumare totalmente l'energia prodotta centralizzata per convertirla in energia termica. Nella figura a destra invece vediamo come la temperatura degli accumuli aumenta perché viene immagazzinata energia termica per poi utilizzarla dal condominio dai singoli utenti nelle ore successive. Andando ad analizzare i risultati energetici abbiamo raggiunto un autoconsumo molto elevato del 60% e addirittura quasi il 100% di autosufficienza energetica della pompa di calore. Vado a chiudere questa presentazione mostrandovi brevemente quelle che sono invece le attività in corso con il nuovo triennio. Stiamo proseguendo con le prove sperimentali appunto dell'impianto Sapiente, andando a configurare altri schemi ottimali di autoconsumo collettivo. Stiamo sviluppando un foglio di calcolo che consente una gestione facilitata delle piccole comunità energetiche, in particolare introduce la possibilità di fare delle valutazioni semplificate di quelli che possono essere gli scenari ottimali di ripartizione dei ricavi all'interno tra i soggetti di una comunità energetica, quindi tra gli investitori, i produttori e i consumatori, e questo per dare risposta a molti utenti che ci chiedono appunto se ci sono degli schemi pronti che consentono appunto di iniziare a fare una valutazione soprattutto per le piccole comunità energetiche. Stiamo valutando e implementando anche con la collaborazione del Politecnico di Milano degli indicatori che possono identificare appunto la bontà di una comunità energetica sotto diversi criteri, come quello dell'efficienza, del contrasto alla povertà energetica, uno degli obiettivi appunto è quello sociale delle comunità, i benefici alla rete, e stiamo iniziando a analizzare altri contesti di comunità energetiche come sono quelli delle comunità energetiche termiche, cioè in molte città, soprattutto nel nord Italia, sono presenti delle reti termiche, delle reti di riscaldamento che per definizione possono essere già delle comunità energetiche, non elettriche ma termiche. Tutti i risultati li potete trovare in bibliografia, ho riportato appunto nella successiva slide il report e gli articoli pubblicati che potete scaricare dal sito Enea, dal sito anche di ricerca di sistema elettrico, e dove trovate i dettagli appunto dei risultati delle attività di ricerca. Ringrazio. 6 sono le missioni individuate per cambiare il volto del nostro Paese
e portarlo verso quel percorso virtuoso dove potremo mutuare sì anche un'immagine della filosofia moderna, quella dell'imperativo categorico che diventa prossimità, quindi anche quella call to action che c'è a chilometro zero di questa energia pulita, ma soprattutto di politica energetica. Una politica energetica che ci parla della sostenibilità e soprattutto di uno dei pilastri di un sistema energetico mutualistico e resiliente. Innescare comunque rimane il fatto che innescare il cambiamento è rendersi conto che c'è il bisogno di cambiare prospettiva e di uscire dalla nostra comfort zone e cambiare approccio al consumo, all'approvvigionamento, alla produzione, insomma cambiare volto. E cambiare volto significa anche mettersi in gioco e riuscire a cogliere quelle sfide, quelle opportunità che ci mostrano i loro benefici. E soprattutto saper rispondere in maniera proattiva ed essere protagonisti, e potremmo dire anche sì, proprio ouvrier, come dicono i francesi, quindi operatori, coloro che si sporcano le mani nel cantiere della ripresa. Ed è qui che iniziamo e diamo la parola all'ingegner Luca Colasuonno dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie per lo Sviluppo Economico Sostenibile Enea, con l'intervento sulle CER, lo sviluppo locale sostenibile, le comunità nel patto dei sindaci. Buongiorno. Innanzitutto grazie alla provincia per l'invito e grazie a voi per la presenza. Avevo preparato una piccola slide, mi presento, sono l'ingegner Colasuonno di Enea, dell'ufficio del Dipartimento Unità Efficienza Energetica, che è anche agenzia per l'efficienza energetica a livello nazionale. Ecco una piccola introduzione su Enea, la prossima slide, perché Enea ha un'esperienza pluridecennale su tutta la parte di ricerca spinta, era partita da nucleare, adesso sulla parte di sostenibilità ambientale, e ci sono 9 centri di ricerca a livello nazionale. E con questo viene portato avanti. Ma Enea ha strutturato anche una serie di centri territoriali con cui la missione si porta avanti la missione di supportare le pubbliche amministrazioni locali nell'implementazione di piani e programmi per lo sviluppo sostenibile, in particolare efficienza energetica e energie rinnovabili, ma in generale per tutto quello che riguarda la programmazione sullo sviluppo locale sostenibile. Sono 15 centri territoriali Enea, normalmente ospitati dalle regioni, attraverso il quale c'è questa sorta di trasferimento collaborativo tra il livello centrale di Enea e il livello locale. Prego la prossima slide, ecco quella precedente. Il tema dell'intervento parte dal patto dei sindaci. Diciamo che vogliamo dare una visione un po' più dall'alto rispetto al tema delle comunità energetiche, quindi dare un po' un'analisi di contesto di quelle che per le amministrazioni pubbliche, in particolare per i comuni, può fornire il contesto all'interno del quale favorire e valorizzare appieno le comunità energetiche, non solo come opportunità di nuova installazione, chiamiamola se vogliamo opportunità commerciali, ma anche come opportunità per uno sviluppo locale che sia effettivamente sostenibile e controllato. Il patto dei sindaci è un programma europeo che nasce nel 2008 per favorire, anzi per valorizzare il ruolo dei comuni all'interno di quelle che sono le politiche energetiche, quindi gli obiettivi di riduzione delle emissioni in generale, che dal livello europeo possano effettivamente scendere fino al livello locale. Il comune è visto come la punta, se vogliamo, la punta di diamante, perché è quello che si interfaccia con il cittadino, ne riscontra tutte le difficoltà, ma ne raccoglie anche i desideri, i bisogni e le potenzialità. E appunto da più di 15 anni l'Unione Europea spinge particolarmente su questo livello territoriale perché si è dimostrato, e
la tendenza è quella di portare avanti questa linea, che le politiche portate a livello di cittadini risultano sicuramente più efficaci, non solo in termini di risultati ma anche in termini di processo evolutivo, se vogliamo formativo e culturale, in questa sfida che comunque ci porta a sforzi enormi al 2050. Quindi l'adozione volontaria degli obiettivi internazionali da parte dei comuni è un passaggio importante, con tutte le difficoltà. In particolare il patto dei sindaci vede, adesso i dati non sono aggiornati, vede circa poco più di 11.000 firmatari attualmente, di cui quasi la metà sono in Italia, e questo è un dato di particolare rilievo. L'Italia è portata come esempio e come modello. Consideriamo che in Italia sono quasi 8.000 i comuni, quindi 5.000 su quasi 8.000 vuol dire che c'è una diffusione di questa sensibilità sul territorio molto elevata e molto diffusa sul territorio. Chiaramente, essendo un programma di lunga data e non avendo specificamente dei fondi di finanziamento dedicati, di questi siano dormienti. Comunque in termini di potenziale di interesse e di opportunità di sviluppo sicuramente c'è della materia su cui lavorare. Considerate che nella regione del Veneto sono più del 70% i comuni aderenti al patto dei sindaci, quindi c'è una diffusione territoriale molto sostenuta. Ma oltre al numero dei signatari volevo porre l'attenzione sul numero dei coordinatori, perché il successo del patto dei sindaci in Italia è dovuto al fatto che i comuni, soprattutto nella fase di avvio, non sono stati da soli ad affrontare questo tema, che chiaramente porta un onere aggiuntivo all'attività del comune, ma sono stati supportati dai coordinatore e supporter locali, che sono appunto strutture che forniscono supporto tecnico, amministrativo e anche formativo e informativo per facilitare questa adesione al patto dei sindaci e sul portare avanti le attività legate al patto dei sindaci, in modo tale da sgravare un po' il comune delle incombenze e soprattutto per dare una sorta di omogeneità a livello territoriale. Quindi da qui l'importante segnalazione faceva anche l'architetto Alberti, della ripresa un po' del ricentrare una serie di strumenti attuativi attraverso le province, che sono un livello intermedio molto rilevante di collegamento tra i cittadini, comuni e regione, poi a livello nazionale. Quindi l'importanza dell'attività di supporto e di coordinamento in questa attività, soprattutto per politiche di così ampio spettro. Prego, la prossima slide invece mostra come i PAESC si inseriscono all'interno di un discorso più generale dei Sustainable Development Goals, che sono 17, il patto dei sindaci e il piano d'azione che ne consegue ne ricopre sicuramente 4, ma a seconda delle declinazioni che poi territorialmente vengono date a questi piani d'azione, normalmente almeno 6, 7 o anche 8 di questi obiettivi di sostenibilità vengono raggiunti facilmente, perché gli obiettivi sono gli stessi. Ecco, questo serve, questa slide intende fornire un'idea di come si inseriscono i PAESC all'interno di un discorso globale. Perché l'idea che la complessità del tema del cambiamento climatico non può essere affrontata attraverso iniziative singole e individuali. Sicuramente l'iniziativa singola è fondamentale e lo scopo del patto dei sindaci è proprio quello di coinvolgere il singolo comune all'interno di questi obiettivi di lungo termine, ma deve essere chiara la dimensione globale del tema. E il fatto di richiamarsi a obiettivi che siano generali, siano condivisi a livello mondiale,
è un dato importante anche poi riuscire a fare un'analisi a posteriori del raggiungimento degli obiettivi dal basso all'alto. Prego. Quindi i PAESC, il patto dei sindaci, quindi i piani d'azione per l'energia e il clima, come integratori di politiche e programmi. Ecco, uno strumento fornito al Comune, volontario, ribadisco, però per cercare di dare una visione unitaria e multidisciplinare di tutte quelle che sono una serie di temi. Noi abbiamo delle incombenze, abbiamo gli obiettivi della sostenibilità che sono appunto a livello mondiale, anche se non sono cogenti. Abbiamo gli obiettivi di decarbonizzazione che invece a livello nazionale sono cogenti, attraverso il Green Deal, attraverso l'adozione del PNIE, che appunto è gli obiettivi che ci pongono tassi di riduzione delle emissioni sempre crescenti fino con l'obiettivo ultimo della decarbonizzazione al 2050. Ecco, il patto dei sindaci può essere utile per integrare tutti questi obiettivi in una visione olistica del tema della sostenibilità e quindi adattare gli strumenti di pianificazione locale non a esigenze estemporanee, se vogliamo, ma comunque all'interno di un quadro di riferimento chiaro ed esaustivo. Ecco, per esempio, l'integrazione del patto dei sindaci all'interno del DUP, del documento unico di programmazione di cui si devono dotare tutti i comuni, che è l'elemento centrale, è, se vogliamo, vede la sua caratteristica principale nel superare quelli che sono gli obiettivi temporali del DUP, che sono quelli obiettivi meramente amministrativi, mentre il patto dei sindaci richiede obiettivi e strategie che vadano al 2030 e 2050. All'interno di questo, ecco, abbiamo il tema delle comunità energetiche come strumento attuativo di una serie di azioni e di strategie per lo sviluppo locale. Prego. Ecco, i PAESC hanno tre obiettivi principali: mitigazione, adattamento e povertà energetica. Mitigazione vuol dire la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso attività di efficientamento e aumento della produzione da fonti rinnovabili. Adattamento ai cambiamenti climatici è un tema più elaborato e complesso, più di area rispetto a un intervento singolo, quindi necessita di una visione un po' più ampia. E adesso il terzo pilastro, che diventerà cogente entro i prossimi 2 anni, il tema del contrasto alla povertà energetica, che è un po' la summa delle prime due, adattato a casistiche particolari. Ecco, il dato importante dei PAESC è che è un processo partecipativo, deve necessariamente coinvolgere la cittadinanza, tutti gli attori locali, a partire dai cittadini, le associazioni volontarie, associazioni di categoria, enti e istituti. Prevede alcuni passi importanti, caratterizzanti. Allora, all'inizio di base è la costruzione della baseline, quindi la conoscenza del proprio territorio, sia in termini di consumi ed emissioni, sia in termini di fabbisogni del proprio territorio. Questo è il primo dato importante, a seguito del quale viene redatto un piano d'azione per l'energia e il clima, quindi una serie di azioni per risolvere alcune situazioni critiche o per valorizzare le potenzialità che sono individuate sul territorio, e c'è la fase importante di monitoraggio, che deve essere fatto ogni 2 anni, che molto spesso vediamo che manca nello sviluppo di azioni anche molto interessanti, però manca la fase di monitoraggio e quindi di riscontro e di ritorno di quello che è l'efficacia dell'intervento che si è realizzato. Questo, prego la prossima slide. Come si inserisce il tema delle comunità energetiche all'interno della programmazione e della pianificazione territoriale di un comune?
Sicuramente gli obiettivi principi delle comunità energetiche possono rispondere a due di questi dei pilastri che abbiamo visto prima, che sono attività di mitigazione, quindi attraverso il coinvolgimento, attraverso la realizzazione di interventi, per esempio sul patrimonio pubblico o sfruttando il patrimonio pubblico per la produzione da FER. E l'altro spunto è la comunità energetica vista come strumento per contrastare la povertà energetica, attraverso la fornitura di energia, per esempio da fotovoltaico, o i benefici economici ottenuti dall'applicazione degli incentivi legati all'applicazione delle CER nei casi di maggiore difficoltà. E quindi ci sono il TIAD. Poi i colleghi della seconda parte della mattinata mostreranno più nel dettaglio. Comunque il TIAD fornisce 7 configurazioni differenti tra comunità energetiche, autoconsumatori o gruppi di autoconsumatori, e questa parte tendenzialmente la lascerei a loro, perché volevo focalizzarmi su un altro tema, su qual è il potenziale ruolo che un comune può avere nello sviluppo di un concetto di comunità energetica. Ecco, se utilizzato come strumento singolo, come intervento a sé stante, come farebbe anche in maniera sicuramente positiva un privato, il comune potrebbe avere il compito, anzi ha il compito, potrebbe sviluppare all'interno di un discorso di comunità energetiche ruoli differenti. Per cui oltre alla parte di materiale, se vogliamo, quindi il suo ruolo come fornitore di superfici, tipicamente conosciamo le scuole che normalmente hanno tetti piani, sono integrate nel territorio, quindi superfici molto interessanti per lo sviluppo appunto di impianti fotovoltaici a uso collettivo. È anche consumatore di energia e quindi fruitore dell'energia prodotta all'interno della comunità energetica, però potrebbe, a differenza appunto di un privato qualsiasi, può avere un ruolo importante di informazione presso i cittadini, perché adesso vediamo che quando questo qua è un processo abbastanza usuale, nel momento in cui partono gli incentivi, il mercato avrà un boom e quindi la parte commerciale del settore privato sarà fortissima, ci si aspetta che sarà fortissima nello spingere in questa adozione. Ecco, nell'adozione di comunità energetiche il ruolo dei comuni, quindi di un ente terzo a disponibilità del pubblico, torniamo ancora un attimo indietro, a disponibilità dei cittadini di un'informazione terza e non orientata al mero interesse economico, è un elemento importante. Può essere mediatore nei processi partecipativi. Ecco, il PAESC è un processo partecipato e quindi ci sono forum di confronto per evitare il fenomeno NIMBY, quindi per favorire l'accettazione sociale di una serie di interventi che potrebbero essere mal visti o visti sconvenientemente da parte della popolazione. Se il comune diventa promotore e sviluppatore di iniziative all'interno di un quadro programmatico che ha degli obiettivi molto chiari, sicuramente facilita anche le nuove installazioni e in questo modo facilita il rapporto tra pubblico e privato, perché va da sé che il grosso delle 15.000 comunità energetiche attese saranno sviluppate da privati, ma anche nello sviluppo dei privati il comune può avere un ruolo determinante, anche attraverso regolamenti e procedimenti autorizzativi. Ecco, l'idea di avere degli obiettivi propri che non provengono dal mercato, quindi non provengono necessariamente solo dalle pressioni di chi intende installare,
ma le nuove installazioni vengono integrate all'interno di un percorso appunto che ha delle tappe e degli obiettivi molto chiari, sicuramente facilita il processo di diffusione di questi impianti. Quindi il ruolo dei comuni può essere molteplice: sviluppatore di comunità energetiche, promotore esso stesso attraverso la mera promozione ai cittadini, o anche promotore di un'iniziativa che poi vede il coinvolgimento di altri attori, semplice aderente, se vogliamo anche passivo tra virgolette, delle comunità energetiche, ma in ottica prospettica può proporsi anche come evolutore. La prossima slide, ecco, pensare alla comunità energetica al di là e oltre il prossimo decreto, il decreto di prossima pubblicazione, quindi ragionare sul concetto di comunità energetica può essere un dato molto importante. Certo, probabilmente una fatica in più e senza il traino dell'incentivo, che sicuramente è il motore che fa muovere una serie di attività. Sicuramente muove il privato e col privato si muovono tutta una serie di competenze, di disponibilità economiche. Però l'idea che è centrale all'interno del patto dei sindaci, ma al di là del programma in sé, l'idea di un comune che abbia una visione olistica del territorio, quindi comprenda varie e differenti componenti e interpreti la comunità energetica nel suo insieme, non solo come mera applicazione del TIAD, se vogliamo, è un dato fondamentale in ottica di sviluppo. In ottica di sviluppo sia perché i comuni possono essere promotori dal basso di iniziative che possano comportare uno sviluppo locale sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico. Abbiamo visto sul tema PNRR, per esempio, comuni che hanno a disposizione un PAESC fatto e seguito con criterio hanno avuto molta meno difficoltà a trovare, a identificare opportunità di spesa perché erano già state pensate. Chiaramente hanno dovuto fare uno sforzo programmatorio prima, che però è stato pagato. Stiamo vedendo che le disponibilità finanziarie, che siano a livello regionale, nazionale o anche internazionale, attraverso piani di finanziamento di interventi da parte della BEI, stanno diventando sempre meno impegnativi. La parte più complessa adesso alla base è quella di definire un quadro programmatico di riferimento chiaro, su cui poi andare a definire quali sono le risorse finanziarie per poterlo realizzare. Quindi il collega Di Pietra diceva prima la parte evolutiva delle CER potrebbe essere legata alla comunità energetica termica, per esempio, l'integrazione tra la produzione elettrica e i fabbisogni, la capacità di rispondere ai fabbisogni termici del territorio, che in ottica residenziale ricopre quasi il 70% dei consumi complessivi, è importante. A mero titolo esemplificativo si può citare sulla parte del termico, ecco, pensare a filiere della biomassa in ottica di comunità energetica, quindi in particolare per la biomassa potrebbe superare il confine comunale. Quindi andrebbe vista come un'opportunità di sviluppo territoriale complessivo, è una prossima frontiera. Ove disponibile, per esempio, l'utilizzo del calore industriale di scarto può essere una risorsa da valorizzare a livello territoriale e all'interno di un processo che deve essere necessariamente partecipativo.
e di condivisione tra pubblico e privato e anche cittadini, è un passaggio che richiede uno sforzo iniziale, ma sicuramente va a sviluppare quelle che sono le potenzialità locali. Sulla produzione, citava prima la sessione, la produzione da biogas, ecco, da residui chiaramente di produzione agricola o agroindustriale, inserita in un contesto di economia circolare, di valorizzazione del territorio, può essere appunto un nuovo spunto per fornire un servizio di comunità sempre nell'ottica di sviluppo locale. Mini e microeolico potrebbero essere, stiamo parlando non grossi centrali, impianti piccolini, ma ci sono esperienze a livello europeo, cioè da pochi kilowatt, anzi anche da meno da kilowatt, ci sono molte esperienze di utilizzazione, per esempio in termini di qualificazione urbana o arredo urbano. E l'altro punto che è fondamentale, adesso le comunità energetiche stanno puntando molto chiaramente sulla produzione da FER, e gli nuovi obiettivi europei spingono ancora più in alta produzione da FER, ma noi sappiamo bene, oramai è diffuso, che la riduzione, l'efficientamento, quindi la riduzione dei consumi a parità di servizi resi è la nostra principale risorsa, perché è un punto su cui anche a livello industriale, in termini nazionali, siamo anche particolarmente all'avanguardia, e quindi abbiamo da dire la nostra. Quindi il negawatt è sicuramente l'obiettivo principe, che abbinato alla parte di produzione sicuramente ne valorizza l'effetto. Chiudo con l'ultima slide. Ecco, l'importanza del coordinamento a livello nazionale. Questa è una tabellina di riassunto dell'adesione al patto dei sindaci, la precedente, del patto dei sindaci in Italia. Vediamo come il 95% dei comuni italiani aderenti al patto dei sindaci sono al di sotto dei 30.000 abitanti, e ben sappiamo quali sono le difficoltà di comuni piccoli nel gestire l'ordinario. Però effettivamente così la struttura dei comuni in Italia è di questo tipo. Di questo 95%, 2/3 sono di comuni inferiori ai 10.000 abitanti. E questo è un dato importante, è la maggior parte dei comuni aderenti, ma percentualmente sul totale dei comuni sono le percentuali inferiori rispetto a quelli di grossa dimensione, e sono quelli che hanno anche chiaramente più difficoltà a portare avanti programmi e azioni al di fuori dell'ordinario. Con l'ultima slide volevo portare l'esempio di una governance locale, e riprendiamo il tema dei coordinatori e supporter, che è il nodo, il modello che il patto dei sindaci può portare per uno sviluppo territoriale. Vediamo che i coordinatori e supporter hanno portato alla firma di più di 200 comuni all'interno del patto dei sindaci, che sono circa la metà degli aderenti totali. E questo è un dato veramente importante, perché se tra l'altro la provincia di Vicenza è una provincia molto importante, sta portando avanti un discorso all'interno del patto dei sindaci, una serie di attività molto importanti, perché è riuscita a raggiungere oltre il 90% dei comuni della propria provincia all'interno del patto dei sindaci. Questo è importante non solo per la finalità spiccia di una firma, di un'adesione, ma perché è uno strumento rilevante per lavorare all'interno di politiche su aree omogenee, per fare della programmazione coordinata delle iniziative in ambito territoriale, e anche per appunto lo scambio e il consolidamento delle esperienze, ottimizzando evidentemente sia le risorse territoriali sia le risorse pubbliche per fornire supporto a queste opportunità di sviluppo. Vi ringrazio.
Quindi appunto stavo dicendo che è arrivato il momento anche di una breve pausa dove potrete consumare anche un caffè per poi collegarci con l'ingegnere Marta Mango su modelli per l'autoconsumo, il ruolo degli enti locali del GSE. Grazie. Insomma, una giornata, quella di quest'oggi, in cui il futuro veramente non è mai stato così presente, in cui parlare, come abbiamo rilanciato più volte, di opportunità, di realtà, di operatività, una vera e propria istantanea di quelli che sono i nostri tempi e che ci chiama a quell'impegno concreto nella sfida di un mondo che ha bisogno di evolvere ed essere quindi protagonisti di quel darwinismo energetico che abbiamo rilanciato proprio in apertura di questa conferenza. Un impegno anche per invertire quelle tendenze di quella progressione geometrica della depletion, quindi delle risorse, dell'esaurimento delle risorse che abbiamo a disposizione, mutuando anche il tema utilizzato da uno dei massimi esponenti dell'economia moderna, anzi un economista che ha fatto veramente, potremmo dire, la storia con Thomas Malthus in quello che era il suo saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro della società. Ma proprio adesso è il momento di parlare di un presente concreto che parla di autoconsumo, con un ruolo sempre più crescente degli enti locali come protagonisti di quella green wave che dà potere al territorio, un territorio lungimirante che guarda al futuro, con l'ingegnere Marta Mango, del gestore dei servizi energetici GSE, unità di supporto all'efficientamento energetico della pubblica amministrazione, con l'approfondimento sui modelli per l'autoconsumo e il ruolo degli enti locali. A lei la parola, ingegnere. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito alla provincia, alla regione. E come insomma nelle altre province approfitto per dire che questo è sicuramente un momento importante di inizio di un percorso dedicato alle comunità energetiche che insomma vede coinvolti tutti voi insomma intervenuti, enti locali e stakeholder del territorio, ma è anche un momento di insomma condivisione all'interno di un percorso già avviato con la Regione del Veneto. Condivido la mia presentazione. Io lavoro per il GSE nella funzione di promozione e assistenza alla pubblica amministrazione. Il GSE lo avrete sicuramente conosciuto perché è il soggetto che eroga gli incentivi. Noi come funzione promozione e assistenza alla PA dedichiamo sostanzialmente un soggetto, un tutor, che in questo caso sono io per la regione e per i vostri enti, insieme ad un gruppo di colleghe, per accompagnarvi in questo percorso che arriva sicuramente spero mi sentiate bene, vedevo un messaggio che forse avevate necessità del microfono più vicino, che tende sostanzialmente a volervi accompagnare in questo percorso di transizione. Quello che vediamo oggi insieme è innanzitutto un focus sull'autoconsumo, dopodiché andremo ad esaminare il testo integrato dell'autoconsumo diffuso, andando ad inquadrare quelle che sono le caratteristiche delle CER all'interno di questo documento, e poi vedremo il ruolo dell'ente locale all'interno delle comunità energetiche. Concluderemo con il servizio di assistenza rivolto agli enti locali. Perché parlare di autoconsumo? Il motivo sicuramente lo hanno anticipato insomma i relatori prima di me, ma lo viviamo tutti sulla nostra pelle. Il peso della bolletta è sicuramente il primo motivo che potrebbe dare all'ente locale lo spunto per avviare delle politiche di installazione di impianti da fonti rinnovabili e quindi ridurre il peso della bolletta, ovviamente il tutto
collegando gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili a interventi di elettrificazione dei consumi e quindi riqualificazione anche degli immobili. Ovviamente il tema dell'autoconsumo, oltre al beneficio economico della bolletta, rende più sostenibile l'amministrazione e aiuta l'amministrazione a contribuire al raggiungimento degli obiettivi al 2030 e al 2050. Come farlo? Il primo passo, sicuramente il più importante secondo noi, è quello di conoscere il proprio patrimonio, i propri consumi, e quindi avere un'analisi dei consumi e del patrimonio al fine di poter poi definire quelle che sono le priorità degli interventi. Seconda cosa importante è quella di contestualizzare gli interventi negli atti di programmazione, quindi avere una strategia e integrare gli interventi relativi appunto alla produzione da fonti rinnovabili all'interno per esempio di interventi di riqualificazione dell'edificio. Lo dicevamo prima, ha poco valore andare a produrre energia da autoconsumare e non aver agito sull'elettrificazione dei consumi, quindi sicuramente l'integrazione degli interventi ma anche l'integrazione delle risorse a disposizione possono fare la differenza. Chiaramente seguirà la fase di affidamento e di realizzazione degli interventi, dopodiché arriveremo al punto della richiesta degli incentivi GSE fondamentali per aiutarvi a sostenere o a rientrare anche negli anni dell'investimento sostenuto. E ultimo punto, ma molto importante per la sua natura, è la previsione della manutenzione e il monitoraggio degli impianti. Questo è un tema a cui teniamo moltissimo, perché l'impianto, qualunque esso sia da produzione, per la produzione da fonti rinnovabili, ma soprattutto il fotovoltaico per esempio, che abbiamo installato anche in tempi passati, ha necessità di avere una manutenzione e ha necessità che venga poi monitorata la sua performance affinché mantenga alto il livello che noi avevamo ipotizzato al fine di rientrare in quel piano anche di ammortamento dell'investimento. Il GSE ha una serie di incentivi a disposizione, alcuni più noti perché in vigore da più tempo: lo scambio sul posto, il ritiro dedicato, il decreto Feruno per chi ne avesse usufruito, così come il conto energia che ancora ha degli impianti in funzione vista la durata, nonostante non sia più possibile richiederlo. Quello che andiamo a vedere oggi è invece il tema delle CER e dell'autoconsumo, per il quale gli incentivi hanno bisogno ancora di un momento di attesa, perché saranno individuati dal decreto ministeriale del MASE, che farà seguito a tutto l'iter normativo che ha già definito in una fase transitoria le regole per le comunità energetiche e per i gruppi di autoconsumatori. Oggi il testo integrato dell'autoconsumo diffuso ci dà invece l'opportunità di vedere 7 configurazioni dedicate alla condivisione dell'energia, e le vedremo a seguire. Manca l'ultimo miglio di questo percorso che sarà definito dall'emanazione del decreto MASE, appunto, che definirà le tariffe incentivanti per le configurazioni, e le regole tecniche del GSE, che vi daranno le modalità e i requisiti per accedere al servizio e quindi richiedere anche l'incentivo al GSE. Partiamo dalle definizioni prima di entrare nel merito delle configurazioni, perché le ritroveremo poi a seguire. Troviamo innanzitutto il cliente finale, che è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione, ma preleva sostanzialmente l'energia elettrica per la quota di proprio uso finale. Si differenzia dall'autoconsumatore di energia rinnovabile, che è invece un cliente finale che produce anche l'energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo.
ancora una differenza con il cliente attivo, che è invece un soggetto che svolge almeno una delle funzioni, insomma, che vedete qui elencate, e che sostanzialmente è attivo, ha un ruolo attivo all'interno del mercato, quindi produce energia elettrica per il proprio consumo, può accumulare o addirittura vendere l'energia elettrica autoprodotta e partecipare in qualche modo, come dicevamo, al mercato. Ultima figura che rivedremo nelle configurazioni è il produttore, che è una persona fisico-giuridica che, come dice il nome, produce energia elettrica. Indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione, è sicuramente l'intestatario dell'officina elettrica ed è l'intestatario di tutte le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto. Passiamo a questo punto alle 7 configurazioni, le vedete accorpate in 3 macrogruppi. Il primo macrogruppo riguarda sostanzialmente gli autoconsumatori individuali a distanza. Questi rappresentano la vera novità del testo integrato sull'autoconsumo diffuso, perché le successive 2 vedono invece i gruppi di autoconsumatori che abbiamo già imparato a conoscere con i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Si aggiunge a questo gruppo il gruppo di clienti attivi, mentre per le comunità energetiche abbiamo le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini. Nel gruppo invece iniziale, che vi dicevo essere la novità di questo testo integrato, troviamo l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione. Lo stesso soggetto può essere, si differenzia solo per il tipo di distribuzione, quindi è sempre un autoconsumatore individuale a distanza ma con linea diretta. E ultima possibilità, si differenzia nel soggetto, che non è più l'autoconsumatore individuale ma il cliente attivo. Andiamoli a vedere nel dettaglio. Quindi sostanzialmente gli autoconsumatori individuali a distanza sono clienti finali con una o più unità di consumo appartenenti alla stessa zona di mercato. A questa configurazione possono aggiungersi uno o più produttori con uno o più impianti di produzione, sempre ubicati nella stessa zona di mercato, e in questo caso l'unica necessità è che le unità di consumo e gli impianti di produzione devono essere ubicati in area nella piena disponibilità del cliente. Il referente di questa configurazione è il cliente finale. Abbiamo che nel caso di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza che usa la rete di distribuzione e cliente attivo per la stessa configurazione, abbiamo un cliente finale e uno o più produttori, e le fonti si differenziano perché per l'autoconsumatore di energia rinnovabile abbiamo le fonti che possono essere solo fonti rinnovabili. Per i clienti attivi, lo vedremo in tutte le configurazioni, la fonte da cui si preleva l'energia può racchiudere tutte le fonti a disposizione. L'autoconsumatore invece individuale di energia rinnovabile a distanza con linea diretta prevede invece la presenza sostanzialmente di un cliente finale e un produttore. Il produttore può essere diverso dal cliente, purché sia soggetto alle istruzioni del cliente, quindi deve esserci una contrattualistica tra le parti. Passiamo ai gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini. Qui lo conosciamo, il perimetro sostanzialmente è l'edificio e il condominio, quindi i soggetti, clienti finali, produttori devono essere ubicati nello stesso edificio o condominio. La novità è che gli impianti possono essere altrove, purché siano nella stessa zona di mercato e in aree nella piena disponibilità di uno o più clienti facenti parte della configurazione. Come avete visto, una delle novità è la zona di mercato. Ora nelle prossime slide la approfondiremo perché non eravamo abituati a parlare di zona di mercato. Il referente in questo caso, quindi di comunità energetica, è la comunità energetica stessa in quanto soggetto giuridico. Gli utenti li abbiamo visti, quindi sono i clienti finali e i produttori, e gli impianti possono essere gestiti da soggetti terzi purché siano a disposizione del
della comunità, quindi sotto il controllo della comunità di energie rinnovabili. Per quanto riguarda le comunità di energie rinnovabili, lo dice la parola stessa, ovviamente la fonte è solo rinnovabile. Le comunità energetiche dei cittadini si differenziano, appunto, come detto prima, per la possibilità di usare tutte le fonti. Facciamo un focus sull'energia condivisa. Cosa si intende per energia condivisa? Innanzitutto è l'energia prodotta da uno o più impianti non inclusi da fonte rinnovabile, non inclusi in una configurazione di autoconsumo diffuso. Chiaramente è condivisa l'energia non direttamente assorbita nella forma dell'autoconsumo fisico, ed è l'energia, lo vedete dal grafico, contestualmente immessa in rete e prelevata da uno dei partecipanti alla configurazione. Passiamo poi a quella definizione a cui accennavo prima. Eravamo abituati nella precedente formulazione delle caratteristiche della comunità energetica a conoscere il perimetro della comunità e quindi dell'energia condivisa con la cabina secondaria. Oggi il testo integrato sull'autoconsumo diffuso definisce tre sostanzialmente energie che vengono poi considerate all'interno del testo relativamente a diversi perimetri. In particolare avremo l'energia elettrica condivisa, che a questo punto non è più riferito alla zona della cabina secondaria ma alla zona di mercato, che quindi ha un perimetro molto più ampio. Avremo poi, in ordine di progressione rispetto alle circonferenze, quindi ai perimetri che si restringono, l'energia autoconsumata, il cui perimetro è la cabina primaria o l'edificio, a seconda che parliamo appunto di gruppi di autoconsumatori o comunità energetiche e autoconsumo individuale a distanza. Ultimo sottoinsieme è l'energia elettrica incentivata, che è sostanzialmente l'energia elettrica all'interno autoconsumata, quindi il cui perimetro è sempre la cabina primaria o l'edificio, ma che è sostanzialmente prodotta da impianti che verranno definiti dal DM Mase ma incentivabili, quindi impianti nuovi sicuramente con una potenza massima di 1 megawatt. Ciascun impianto può avere una potenza massima di 1 megawatt. Anche questa è una grande novità rispetto al passato, per il quale avevamo una potenza massima dell'impianto di 200 kW. Andiamo a vedere delle rappresentazioni delle varie configurazioni. In questa prima slide vedete per esempio la rappresentazione della configurazione di autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete. Immaginiamo il comune che ha i suoi impianti in area a disposizione dell'amministrazione, la scuola, il municipio, la piscina comunale, e utilizzando la rete di distribuzione potrà utilizzare l'energia prodotta sull'edificio del municipio all'interno dell'edificio della scuola. Qual è il vantaggio? Sicuramente quello di non dover costituire un soggetto giuridico. Per quanto riguarda i valori economici, li vedremo chiaramente con il DM Mase. Vediamo però la differenza delle varie forme di energia che andremo a considerare nel calcolo del ritorno dell'investimento, quindi l'energia condivisa, autoconsumata e incentivata, secondo quei perimetri che abbiamo visto precedentemente. In questo caso avremo sicuramente solo fonti rinnovabili e potremo avere un cliente finale e un produttore che possono coincidere oppure no. Il cliente attivo che a distanza, che utilizza la rete di distribuzione, ovviamente si differenzia sostanzialmente nel soggetto, che appunto abbiamo detto essere un soggetto che partecipa attivamente al mercato, e soprattutto nella possibilità di avere impianti che vengono ricompresi all'interno della configurazione non solo rinnovabili.
Passiamo poi all'ultimo blocco delle tre, delle prime tre configurazioni, quindi l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza con linea diretta. Come vedete in questo caso chiaramente l'impianto è direttamente collegato all'utenza, quindi il punto di produzione e il punto di prelievo sono direttamente collegati, la distanza massima della linea diretta non può essere superiore a 10 km. Vediamo che in questo caso l'energia condivisa è sostanzialmente anche autoconsumata fisicamente e gli impianti chiaramente sono solo impianti rinnovabili. Passiamo poi ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, li abbiamo già visti sostanzialmente, prevedono sostanzialmente l'accesso alla configurazione dei soggetti che fanno parte del perimetro dell'edificio o del condominio. La novità è che è possibile far rientrare all'interno di queste configurazioni anche degli impianti che ovviamente sono nella disponibilità di uno dei membri del gruppo di autoconsumatori, anche se non sono nella stessa area dell'edificio, ma che però fanno parte della stessa zona di mercato. Ricordiamoci però che rispetto all'energia incentivata siamo in attesa del DM Mase, ma la zona, il perimetro sarà sicuramente l'utenza e gli impianti nel medesimo edificio e condominio, quindi è possibile inserirli, ma non sarà oggetto di incentivo, mentre contribuirà alla definizione dell'energia condivisa. Gruppo di clienti attivi, ormai lo abbiamo fatto nostro, quello che cambia è il soggetto e soprattutto l'impianto, che non è solo da fonte rinnovabile, il resto resta sostanzialmente uguale. Le comunità energetiche di cittadini si differenziano anche in questo caso perché gli impianti non sono rinnovabili. Passerei alla comunità di energia rinnovabile per riprendere innanzitutto le modifiche sostanziali rispetto a quelle che sono le comunità di energia rinnovabile oggi candidabili all'incentivo, quindi secondo la normativa vigente fino al decreto Mase per il quale siamo in attesa. Impianti che possono accedere sono all'interno di una zona di mercato. Questi impianti contribuiscono a definire l'energia condivisa. Gli impianti che ricadono invece all'interno del perimetro della cabina primaria contribuiscono a definire l'energia autoconsumata. Gli impianti all'interno della cabina primaria nuovi e con potenza massima per singolo impianto di 1 megawatt contribuiranno invece a definire quella che è l'energia incentivata. Ovviamente avremo sempre una quota di energia autoconsumata fisicamente che inciderà sul risparmio in bolletta sulle utenze comuni e non è necessario in questo caso per la comunità, come eravamo già abituati a sapere, che esiste la necessità di costituire un soggetto giuridico, di gestire amministrativamente la comunità e soprattutto la possibilità di gestire, perché è permesso l'ingresso e l'uscita dei membri all'interno della comunità. Quindi è cambiato il perimetro, è cambiata soprattutto la taglia degli impianti. I soggetti che fanno parte della configurazione sono clienti finali e o produttori. Ovviamente rispetto all'incentivo ci riserviamo di attendere il decreto Mase. Passiamo a questo punto a quello che potrebbe essere il ruolo dell'ente locale all'interno di una configurazione di una CER. Sicuramente il Comune può avere il ruolo di promotore, può avere un ruolo di membro della comunità di energia rinnovabile e può mettere a disposizione i propri asset senza necessariamente essere membro. In che modo il Comune può essere promotore? Può sicuramente evidenziare le opportunità
conoscendo ovviamente il proprio territorio e sfruttando il proprio ruolo nei confronti del distributore di rete, può inserire la lotta ai cambiamenti climatici e la condivisione dell'energia nei suoi strumenti di programmazione, per esempio il PAESC, ne abbiamo, il collega di Enea ha detto molto su questo, rimuovere eventuali ostacoli alla realizzazione di impianti sul proprio territorio, quindi anche aiutando il territorio a superare gli ostacoli relativi alle installazioni sul territorio, e chiaramente promuovere campagne informative verso i cittadini e ovviamente agevolando l'incontro tra tutti i soggetti che potrebbero avere interesse sul territorio. Quindi sicuramente il ruolo di stimolo e di aggregatore è un ruolo che fa parte della genetica dell'ente locale, del comune, ma può farlo anche mettendo a disposizione i propri impianti e semplicemente proponendo ai cittadini anche sul territorio l'iniziativa di una CER, quindi può farsi promotore direttamente di una comunità di energia e chiaramente aiutando poi il territorio a gestire questa CER. Ovviamente l'altro ruolo fondamentale che può avere il Comune è aderire ad una CER promossa da un soggetto diverso dall'amministrazione. Lo può fare chiaramente come tutti gli altri soggetti, sia in qualità di consumatore sia in qualità di prosumer, quindi di produttore e consumatore. Ultimo elemento, l'abbiamo già detto, il Comune mette a disposizione i propri asset, non per forza i propri impianti come produttore esterno, possibilità assolutamente valida, ma anche semplicemente mettendo a disposizione della comunità energetica un'area nella sua disponibilità. Qui abbiamo un work in progress delle fasi di progettazione di una comunità energetica con i vari attori territoriali. Lo lascio a voi, vedete il work in progress perché chiaramente è un lavoro che facciamo con voi nel nostro servizio di assistenza. Nel nostro servizio di assistenza vi affianchiamo per costruire insieme per dare una risposta alle vostre esigenze, mettendo a disposizione quelle che sono le nostre competenze e soprattutto per aiutarvi a superare quelli che sono gli ostacoli. Allo stesso tempo però cogliamo da voi gli spunti sicuramente propositivi per delineare delle configurazioni che possono essere delle best practice da condividere con il resto del territorio e qualora fossero delle best practice anche per valorizzarle e per premiarle. Il nostro servizio di assistenza si basa sulla figura di un tutor che, come vi ho detto, per il territorio sono io insieme alla dottoressa Marcella e alla dottoressa Galini, quindi siamo a disposizione per l'avvio di questo percorso. Quindi oggi volevamo darvi una panoramica, saremo lieti di riprendere il tema non appena sarà uscito il decreto del Mase sugli incentivi. Abbiamo un programma di formazione dedicato agli enti locali che prevederà sicuramente un momento dedicato a valle dell'uscita del decreto e siamo a disposizione per continuare quanto è iniziato oggi. Grazie mille. Transizione, autoconsumo, i veri e propri tasselli del welfare, dell'economia di futuro che accennavamo proprio in apertura di questo convegno e non solo del futuro. E quindi ora è il momento di dare la parola in collegamento all'ingegnere Matteo Giulianello, ricercatore presso la ricerca sul sistema energetico RSE, dove approfondiremo appunto le comunità energetiche, l'autoconsumo collettivo tra modelli esistenti, meccanismi di funzionamento, ottimizzazione e ritorno degli investimenti.
Allora, quello che proverò a fare oggi è darvi un po' di informazioni ed indicazioni su due aspetti principali, andando quindi a puntualizzare alcune delle tematiche, degli aspetti che sono stati raccontati anche dai colleghi che hanno parlato prima. In una prima parte cercheremo di fare un po' una valutazione di quelli che sono i valori in gioco, sia rispetto ai meccanismi di incentivo attuali che rispetto a diciamo i contenuti che sono presenti nella bozza che è circolata rispetto al nuovo meccanismo incentivante, per poi cercare di atterrare invece su alcuni modelli, perché non dobbiamo dimenticare appunto che le comunità energetiche sono dei soggetti nuovi del sistema elettroenergetico un po' particolari, cioè nascono chiaramente con una finalità che non è tanto quella di generare nuova energia, ma fare questa generazione per poter rispondere a delle esigenze, dei bisogni che sono identificati dai membri e dagli attori che vivono nel territorio. Quindi questo è l'elemento che non dobbiamo mai dimenticare nel momento in cui ci immaginiamo di andare a costituire un nuovo soggetto giuridico, una nuova impresa di territorio. Due parole su RSE. RSE fa parte del gruppo GSE. Siamo, da come si può intuire dal nome, ricerca e sistema energetico, siamo il soggetto che si occupa di ricerca all'interno del gruppo. Sul tema delle comunità, che sono un po' di anni che ormai abbiamo iniziato a lavorare, diciamo, le direttive di riferimento partono dal 2018-2019 e noi è da quella data che abbiamo iniziato a dare una mano ai nostri committenti per introdurre le definizioni nel contesto italiano, e poi in realtà è dal triennio di ricerca scorso. RSE come Enea, come CNR lavora su dei piani triennali di ricerca. Nel triennio di ricerca scorso abbiamo iniziato ad approfondire appunto un po' i meccanismi di funzionamento delle comunità, in parte seguendo direttamente alcuni casi studio, in parte invece andando ad analizzare iniziative che sono nate grazie appunto al recepimento della direttiva rinnovabile, quindi l'introduzione della possibilità di costituire comunità energetiche e schemi di autoconsumo collettivo sul territorio italiano. Allora, se oggi noi volessimo costituire una comunità energetica, come appunto è stato detto poco fa dall'ingegner Mango, noi possiamo già farlo grazie alla normativa transitoria che dall'inizio del 2020 sostanzialmente ci consente di pianificare e poi esercitare una comunità energetica. Quello che mi preme sottolineare è che da un lato siamo stati per una volta bravi a livello italiano, nel senso che siamo stati tra i primi a introdurre regole chiare ed esplicite per l'autoconsumo collettivo e per le comunità dell'energia, in anticipo rispetto a quelle che erano le scadenze del recepimento della direttiva rinnovabile. Dall'altro, l'elemento che va sottolineato è che dalla pubblicazione in Gazzetta delle regole, quindi diciamo per costituire le comunità, marzo 2020, all'effettiva possibilità di costituire le comunità, dicembre 2020, sono passati 9 mesi. Perché sono passati 9 mesi? Perché questo nuovo meccanismo era completamente nuovo rispetto a quanto esisteva precedentemente, rispetto all'incentivazione delle rinnovabili. Fino al marzo del 2020, gli incentivi sulla produzione di energia da fonti rinnovabili erano sul totale dell'energia che veniva immessa in rete. Quindi gli impianti venivano fatti, appunto, passatemi il termine, il più grande possibile, perché il maggiore beneficio c'era rispetto al totale dell'energia che veniva immessa in rete dall'impianto. Con l'introduzione del concetto di energia condivisa, che è stato raccontato molto bene nell'intervento precedente, noi introduciamo una cosa nuova che prima non c'era, cioè dobbiamo essere bravi a progettare l'impianto, ma quell'impianto deve essere progettato sulle nostre capacità di consumare l'energia, perché l'incentivo lo prendiamo su quello, sulla capacità di consumare l'energia che viene immessa in rete in ogni ora dall'impianto di produzione. Quindi il massimo dell'incentivo non lo riceveremo più sull'impianto più grande possibile, ma sull'impianto più grande possibile per il quale siamo sicuri che noi come comunità siamo in grado di consumare l'energia in un perimetro particolare che nel recepimento anticipato era quello della cabina secondaria, che passa a cabina primaria con il recepimento finale della direttiva rinnovabili.
il modello incentivante che era stato pensato era un modello incentivante di tipo addizionale, una feed-in premium come viene chiamata in gergo, cioè ci viene riconosciuto il prezzo dell'energia su tutta l'energia che noi immettiamo in rete e dopodiché sull'energia che siamo bravi a condividere riceviamo un incentivo di 100 euro al megawattora per l'autoconsumo collettivo, di 110 per le comunità. In più riceviamo una restituzione di alcune componenti della bolletta perché, essendo un meccanismo di tipo virtuale, cioè se tutti noi decidessimo di costituire una comunità, ciascuno di noi potrebbe continuare a scegliersi il suo fornitore, ok? Siccome però lavorando in comunità riusciamo a condividere l'energia, su quell'energia condivisa ARERA ci dice che abbiamo pagato un po' di più del dovuto perché abbiamo usato meno rete, abbiamo impegnato meno rete, quindi abbiamo dato un beneficio alla collettività e quindi ex post ci saranno restituite anche queste componenti di 10 euro per l'autoconsumo e di 8 euro al megawattora per le comunità dell'energia. Questi valori, quindi prendiamo il caso delle comunità energetiche di 118 euro al megawattora, si vanno a sommare al prezzo dell'energia, di tutta l'energia che noi immettiamo in rete. Okay? Quando è stato pensato questo meccanismo incentivante, eravamo in un mondo diverso rispetto a quello attuale o a quello dell'anno scorso. Cioè la media del prezzo dell'energia dal 2015 al 2019 si aggirava tra i 50 e i 60 euro al megawattora, quindi le nostre bollette, se guardavamo al kilowattora, erano tra i 5 centesimi di euro al kilowattora e i 6 centesimi di euro. L'anno scorso, il prima con il Covid, ci siamo resi conto che quei valori sono sensibili di fluttuazioni legate a soggetti esterni che possono condizionare il mercato. In particolare l'anno scorso quei 50 euro al megawattora a luglio e ad agosto hanno superato i 400 e i 500 euro al megawattora. Quindi capite bene che quell'incentivo andava a sommarsi a un valore dell'energia già molto alto. Non dimentichiamo che l'incentivo, proprio dal punto di vista concettuale, serve per tenere sul mercato delle tecnologie che oggi sul mercato non ci starebbero da sole. Okay? Quindi se il mercato ci paga l'energia a un prezzo così alto, quell'incentivo diventa quasi superfluo. E in particolare quell'incentivo noi, tutti gli utenti, lo pagheremo nelle bollette nei prossimi anni. Di conseguenza dobbiamo prestare molta attenzione a come viene costruito l'incentivo. Tutto questo panegirico viene fatto perché poi vi racconterò come è stato pensato l'incentivo nuovo. Che cosa è successo quindi per chi ha realizzato impianti a partire dalla fine del 2020 e li ha eserciti nel 2021 e nel 2022? È successo che nella costruzione del business plan l'andamento dei tempi di ritorno dell'investimento stava sulla linea blu, cioè progettando un impianto da 200 kW con una capacità di condividere più o meno la metà dell'energia che veniva immessa in rete, noi ci potevamo aspettare un tempo di ritorno che stava intorno agli 8 anni. Il prezzo dell'energia, come detto, che è cresciuto tantissimo, attualmente appunto siamo intorno ai 140-150 euro al megawattora, ma l'anno scorso è arrivato, la media è stata di 310 euro al megawattora, quindi 6 volte tanto, ha fatto sì che in realtà ci siamo mossi negli anni scorsi sulla linea grigia o sulla linea arancione. Poi fortunatamente i prezzi attualmente stanno ricominciando a scendere, l'attesa è che possano continuare a scendere, almeno per qualche anno, e quindi il VAN che vedete qui in fondo fortunatamente non esiste, anche perché ce lo ripagheremo in bolletta evidentemente. Però chiaramente invece i tempi di ritorno sì, perché i prezzi hanno funzionato in questo modo. Quindi bene chi ha fatto le sperimentazioni nei primi anni. Come detto, 2021, fine 2021 abbiamo recepito le 2 direttive rinnovabili e mercato nella loro interezza, introducendo alcuni elementi di novità. Passiamo da una potenza per ciascun impianto incentivabile nella comunità energetica, aperta e chiusa parentesi, una comunità energetica potrebbe detenere un impianto di qualsiasi potenza, ma su quello non prenderebbe un incentivo. Okay? Passiamo da una potenza incentivabile fino a 200 kW per ciascun impianto a una potenza fino a 1 MW. Quindi capite bene che aumentano i fattori economici in gioco, i fattori economici e finanziari in gioco, aumenta la possibilità di utilizzare delle tecnologie diverse.
Secondo elemento, passiamo da un perimetro di cabina secondaria, che anche qui possiamo identificare come quello di un quartiere, per intenderci, o di una strada, qualche decina di utenze connesse, ok? Decina, centinaio di utenze connesse a un perimetro di cabina primaria. Anche qui, come numerosità, ci sono circa 500.000 cabine secondarie in Italia e circa 2.500 in Italia di cabine primarie. Quindi capite bene che l'ambito su cui le comunità energetiche andranno ad agire diventa molto molto più grande, molto più rilevante. Anche questo, la numerosità ha fatto sì che l'identificazione dei perimetri sia stato uno dei problemi principali per chi ha cercato di sperimentare l'attivazione di comunità energetiche negli anni passati, perché il meccanismo prevedeva una richiesta ai distributori e l'identificazione della cabina primaria ai distributori non è una cosa semplice, uno in termini di numerosità, due in termini di funzionamento del sistema elettroenergetico. Nel TIAD, invece, che è stato presentato prima, veniva detto che entro il 28 febbraio i distributori avrebbero dovuto pubblicare sul proprio sito internet i perimetri delle cabine primarie, e quindi il distributore di Vicenza, per esempio, ha fatto la sua mappatura indicando sostanzialmente 3 ambiti di perimetro di cabina primaria, quindi collocatevi dove pensate di avere la vostra attività e lì dentro potete immaginare di realizzare una comunità che riceverà un incentivo. La stessa cosa l'ha fatta in distribuzione per il resto della provincia di Vicenza. Allora, è chiaro che stiamo parlando di progetti che si svolgono su un territorio e quindi che hanno delle finalità che sono sicuramente più ampie rispetto alla mera produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, come appunto invece è avvenuto all'inizio. Vado veloce su questo aspetto perché A è una bozza e quindi potrebbe essere passibile di cambiamento, B mi serve per darvi un po' di ragionamenti sui modelli che invece abbiamo un po' incontrato nei primi anni, che ci aspettiamo che ci siano anche in futuro. Allora, queste simulazioni le abbiamo fatte appunto sulla bozza di decreto incentivi che è uscita, che ha alcuni punti fermi. Allora, c'è una parte fissa di incentivo indipendente dall'andamento del mercato e una parte che invece è condizionata dall'andamento del mercato. La seconda parte importante da sottolineare è che ci sono 3 livelli di incentivo, uno per gli impianti fino a 200 kW, uno per gli impianti tra i 200 e i 600 kW e il terzo per gli impianti tra i 600 e 1 MW, con dei valori massimi di incentivazione che diventano decrescenti sull'energia condivisa, quindi 120 per gli impianti fino a 200, 110 per gli impianti fino a 600 e 100 per gli impianti fino a 1 MW. Dopodiché il meccanismo è esattamente lo stesso che vi raccontavo prima, ci viene premiata tutta l'energia che immettiamo in rete e riceviamo un incentivo su quanto siamo bravi a condividere. La bozza di incentivo poi dice un'altra cosa molto importante e che ci aspettavamo un po' da qualche tempo, cioè che questi incentivi saranno cumulabili con i contributi a fondo perduto, in conto capitale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un massimo del 40%. Quindi se noi prendiamo il 40% di contributo in conto capitale, poi ci dobbiamo aspettare che la tariffa incentivante che prenderemo sull'energia condivisa sia detratta del 40%, idem 30-30 a seconda del contributo che andremo a chiedere. Dopodiché abbiamo fatto 3 simulazioni, cioè una prima simulazione nel mondo pre-Covid, pre-conflitto Russia-Ucraina. Una situazione più o meno attuale, quindi prezzo dell'energia a 150 euro megawattora, e una situazione invece in cui succede qualcos'altro che potrebbe andare a peggiorare. Allora, quello che ci siamo resi conto è che utilizzando i fondi del PNRR, mantenendo circa il 50% di condivisione, quindi senza andare a forzare eccessivamente, e collocandoci nel Sud Italia dove abbiamo un buon irraggiamento, prevediamo dei tempi di ritorno sono tra i 6 e i 7 anni qualora il prezzo dell'energia tornasse a valori di 50 euro megawattora, e ovviamente che si vanno a accorciare fino a
2,5-3 anni a seconda dell'aumento del prezzo dell'energia. Dopodiché abbiamo provato a fare qualche simulazione modifica, cioè nel caso in cui siamo un po' più bravi a condividere l'energia e quindi condividiamo il 70%, non cambia molto a prezzi alti dell'energia perché evidentemente l'incentivo pesa meno, e invece migliora la prestazione a prezzi bassi dell'energia perché appunto l'incentivo interviene di più. Analogamente si può intuire che se noi invece siamo pessimi nella progettazione dell'impianto e lo facciamo al di fuori della portata dei nostri consumi, i tempi di ritorno a prezzi bassi dell'energia si allungano molto. Okay? Dopodiché abbiamo fatto una simulazione per chi non vuole, decide di non ha capitale, decide di non richiedere fondi del contributo fondo perduto del PNRR. Quello che si vede è che il tempo di ritorno dell'investimento cambia di poco, ma sicuramente aumenta il valore attuale netto alla fine dell'investimento, perché appunto l'incentivo viene preso pieno e non detratto del 40%. Infine, ultima riflessione che abbiamo provato a fare è di spostarci al nord Italia, quindi una producibilità molto più bassa, 300 ore all'anno in meno abbiamo identificato, ma la bozza di decreto ci dice che ci sarà una parte fissa della tariffa un po' più alta e quindi a prezzi bassi dell'energia comunque abbiamo un ritorno dell'investimento che è previsto tra i 9 e i 10 anni, sempre appunto con una condivisione del 50%. Allora, questi valori teniamoli a mente perché in realtà appunto la finalità della comunità energetica non è quella di appunto generare valore finanziario ed economico. Quel valore finanziario ed economico deve essere utilizzato per rispondere a dei benefici e a delle necessità che vengono identificate dai membri della comunità stessa. E sostanzialmente noi abbiamo fatto un'attività di mappatura al 2021, quindi riferita al decreto diciamo nella fase transitoria, quindi progetti piccolini, che ha identificato 3 modelli diversi organizzativi e di funzionamento. Un primo modello che potremmo definire a guida pubblica. Questa è una fotografia del comune di Magliano Alpi, che ha realizzato un piccolo impianto fotovoltaico intanto che aveva sviluppato le sue attività di retrofit del municipio. Perché è importante un modello di questo tipo? Allora, il primo appunto è perché ci sono 2,2 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che verranno veicolati verso comunità che si costituiranno in comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi comuni piccoli come quello di Magliano Alpi che ne ha 2.000, comuni piccoli dove l'amministrazione pubblica può giocare un ruolo molto importante, sia in termini di capacità aggregativa, come appunto diceva la dottoressa Mango, l'ingegnere Mango, ma sia in termini anche di investimento. Cioè, se noi qui a Magliano Alpi non avessimo avuto il comune a provare a fare questo tentativo di costituzione della comunità, non ci sarebbero probabilmente stati molti attori capaci di sviluppare iniziative di questo tipo. È chiaro che si pongono delle questioni. Al crescere della complessità degli impianti, forse i comuni non hanno più le stesse capacità di poter realizzare interventi. Immaginatevi un comune di 2.000 anime che decide di realizzare un investimento da qualche milione di euro. È chiaro che la domanda è chi si prende la responsabilità e in secondo luogo con quali finalità. In questo caso il comune ha deciso di utilizzare finanziamenti pubblici per rendere disponibile la palestra a tutte le organizzazioni del territorio, quindi utilizzando fondi pubblici per dare un servizio di tipo pubblico. Nel momento in cui andiamo a realizzare un investimento invece molto più importante, che probabilmente prevede dei ritorni economici molto più alti, deve esserci anche chiaro in mente dal punto di vista organizzativo che cosa si andrà a fare di queste risorse, e se l'investimento lo fa il pubblico, l'attesa è che vengano utilizzate per finalità pubbliche. Secondo modello è un modello invece molto privato. Qui siamo a Napoli, sono 3 organizzazioni del terzo settore che si sono messe insieme per realizzare un impianto da 50 kW in un contesto ad elevato grado di povertà energetica e anche di povertà economica, quindi in un contesto dove questa comunità, se non ci fossero stati loro, probabilmente non sarebbe stata fatta. Qual è il valore di un'iniziativa di questo tipo? È un valore sicuramente di tipo informativo e comunicativo,
l'intervento è stato fatto su una fondazione che si occupa di servizi socioeducativi, quindi i bambini hanno adottato questa comunità e l'hanno portata nei palazzi che vedete qui dietro dove vivono, palazzi di edilizia residenziale pubblica, e quindi il comune qui è arrivato a traino, cioè le famiglie hanno chiesto al comune stesso di pensare di costruire una comunità energetica sfruttando appunto le superfici dei tetti. Qui siamo in un'iniziativa in cui è il privato a decidere. Qui l'esempio che vi ho portato è quello di fondazioni che hanno finalità sociali, ma immaginatevi un distretto industriale, un distretto produttivo in cui abbiamo 3-4 piccole e medie imprese che decidono di mettersi insieme. Le regole di funzionamento della comunità vengono fatte tra loro, il comune non c'entra nulla in quel caso, e si decide come saranno utilizzati i fondi derivanti dalla vendita dell'energia e dall'incentivo. Okay? Il terzo modello è un modello ibrido, e vado a chiudere perché è finito il tempo, in cui il soggetto iniziale che vuole costituire la comunità appunto la vuole costituire ma non ha né le competenze né le risorse, e quindi si appoggerà a un soggetto terzo, magari a un soggetto industriale o un soggetto che si occupa di produzione e vendita di energia, che quindi non può di per sé costituire comunità energetica per la legge italiana, ma può fornire dei servizi. Allora, qual è l'elemento rilevante in questo caso? È che il comune, in questo caso per esempio, deve avere la capacità di valutare se il progetto che viene proposto dal soggetto esterno al territorio è un soggetto che toglie valore al territorio oppure dialoga con il territorio e quindi lascia un po' di risorse derivanti dal funzionamento della comunità al territorio stesso. Quindi bisogna trovare un modo per intermediare la necessità di ritorno dell'investimento da parte di chi fa l'investimento, quindi magari un soggetto industriale, e la necessità appunto che questo sia un progetto di comunità. Chiudo dicendo semplicemente che quello che abbiamo davanti a noi è un percorso che appunto è partito, sul quale c'è tantissimo interesse, tantissima volontà di partire, tantissima attesa. Ma siamo alla partenza, siamo all'avvio, cioè non dobbiamo l'attesa che tutto si compia e tutto si compie immediatamente in modo estremamente complesso. Va benissimo che i primi progetti siano piccoli perché ci permettono di sperimentare, va benissimo che siano tarati nel territorio. Detto questo, abbiamo bisogno, siccome non stiamo realizzando solo degli impianti ma stiamo costituendo appunto delle nuove realtà che poi operano nel territorio, abbiamo bisogno che all'interno della comunità crescano le competenze organizzative, gestionali, manageriali, perché queste nuove realtà devono poter generare cose nuove nel territorio grazie alle risorse economiche che arrivano, e quindi bisogna costruire dei progetti che abbiano una finalità appunto di sviluppo locale, di contrasto alla povertà energetica. Possono essere completamente diverse da un territorio all'altro, quello non è importante, ma l'importante è che ci sia una progettualità dietro. Io vi ringrazio, ho concluso, poi ovviamente per qualsiasi domanda, necessità potete anche contattarci in seguito. Cambiare le abitudini di consumo in nome di quella che è la decarbonizzazione, di quell'equazione anche rivoluzionaria che è stata scelta proprio per la Earth Hour 2023, una delle più grandi ore della Terra di sempre, potremmo anche dire, dove si apre appunto a quelle opportunità strategiche per il territorio, per traghettarlo proprio verso la transizione energetica con quell'efficientamento trasversale in termini di opportunità e vantaggi. E ora quindi la parola al dottor Alberto Soldà, direttore del consorzio CEV, su CER, modello CEV, dallo studio di fattibilità e costituzione delle comunità energetiche rinnovabili ai possibili modelli di gestione. Grazie, cercherò di essere breve perché i tempi si sono un po' allungati. Io parto da una considerazione, dopo una mattinata interessante di tante cose, mi viene da pormi una domanda, ma sono queste le vere motivazioni per cui noi comuni, perché ripeto il CEV è un'associazione che raggruppa circa 1200 comuni d'Italia, il 60% dei comuni del Veneto, per cui noi siamo dalla parte dei comuni per avventurarci in questo. Allora abbiamo sentito tante cose, il dato di fatto che
personalmente mi fa veramente pensare e rabbrividire è: oggi noi siamo chiamati a sopperire a un problema distributivo dell'energia della nostra penisola. Abbiamo una rete che non regge. Oggi il gestore della rete per anni ha fatto politiche di dividendi e non ha investito. Io ho fatto tanti convegni in questi mesi e la cosa che mi sono sentito dire proprio a difesa era: la nostra rete era programmata perché l'energia andasse da qua fino a qua e non in senso contrario. Ecco, questo detto da un membro anche del CNR. Allora dobbiamo capire che siamo chiamati per l'ennesima volta a sopperire a una carenza infrastrutturale. Dobbiamo renderci conto, lo abbiamo visto, che la materia non è come ci avevano abituati quei vecchi conto energia, materia con alta remunerazione. Abbiamo visto prima da chi mi ha preceduto i dati economici, ma io dico anche per fortuna, perché saremo chiamati tutti noi, perché purtroppo tutti questi incentivi ricadono poi sulle bollette, in quella componente che ormai assorbe oltre il 55% del costo della bolletta. Per cui, partendo da questa considerazione, diciamo siamo qua, siamo chiamati, dobbiamo fare qualcosa. Ci pagano, ci danno un incentivo perché l'energia che va prodotta in una determinata area, perimetro, quindi una cabina primaria, venga consumata il più possibile lì e non vada in rete, perché l'emissione in rete produce degli effetti che sono veramente... L'articolo 70 ne è un esempio. In giornate di piena luce, di pieno sole, l'assorbimento, la nostra rete elettrica non è in grado di assorbire tutta l'energia che viene prodotta, possono essere staccati impianti proprio per evitare questo. Bene, da questa considerazione partiamo noi dalla parte, da parte nostra il Consorzio ha 226 impianti fotovoltaici più 3 parchi da 1 mega. Sono impianti che sono nei tetti dei nostri soci, li abbiamo realizzati noi e ci occupiamo della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti amministrative. Solo nella provincia, negli edifici della provincia di Vicenza ne abbiamo 12 e ne abbiamo 26 in comuni della provincia di Vicenza, per cui sicuramente qua più di qualche sindaco avrà impianti appunto nostri. Prima è stato dato un accenno di una cosa importantissima, l'impianto fotovoltaico. Allora, prima cosa vogliamo fare con le comunità energetiche? Vi do solo un dato riferito da Lega Ambiente, soggetto insomma che sul fotovoltaico ha sempre dato dati attendibili. Sono 8.000 gli impianti di proprietà delle pubbliche amministrazioni. Di questi 8.000, in vari incontri in cui era presente anche sempre Germango, abbiamo posto la problematica che molti di questi impianti non sono performanti, addirittura ci troviamo degli impianti non connessi. Questo ci ha portato a fare un'indagine tra tutti i nostri soci, ma in tutti i comuni d'Italia, per dire: ci dite che tipologie di impianti avete quando sono stati connessi, a scoprire tanti impianti che non erano connessi, magari erano stati sconnessi a seguito di disastri. Per esempio me ne viene in mente uno: la neve l'aveva abbattuto, non era assicurato, non l'hanno più manutentato. Casi eclatanti, 5 impianti in Sicilia che non erano connessi perché lo stabile non aveva leggibilità, però un fenomeno che va un po' da tutta Italia, per cui il nostro approccio è stato un approccio, io lo chiamo contadino pratico. Perché è sicuramente un'opportunità creare le comunità energetiche per tutte le valenze che hanno, quindi ben dette e ben evidenziate dai relatori che mi hanno preceduto, per cui non dobbiamo perdere tempo. Anche perché sapevamo della partita dei 2 miliardi e 2,
Noi tra dei 1200 soci nostri l'80% ha meno di 5.000 abitanti, per cui era veramente un piatto interessantissimo, per cui sono mesi che spingiamo per far partire delle comunità energetiche. Conosciamo bene i nostri comuni, per cui sappiamo che già avere un funzionario fisso all'ufficio tecnico e un segretario che magari viene 2 giorni alla settimana per i nostri soci è tanta roba, quindi tante incombenze, per cui ci siamo spostati non più tanto sulla consulenza e dire cosa devi fare, ma su presentare un modello che fosse già pronto e attuabile, proprio trasferendo completamente appunto i dati. Abbiamo iniziato a girare. Siamo arrivati a un risultato, io ritengo, soddisfacente. Abbiamo già 18 comuni che hanno deliberato l'associazione, perché i passaggi sono: prima devo creare il soggetto giuridico sull'indicazione che ci dà la legge 119, quindi sono 4 soggetti. La nostra scelta è ricaduta su quelli che sono anche i più semplici, perché non dimentichiamoci che li approva un consiglio comunale, li vede appunto un segretario con tutte le problematiche che ci sono. Pensate alla legge Madia, a tutto il tema delle società partecipate, ma soprattutto ci siamo posti il problema che se da un punto di vista tecnico le comunità energetiche è un mondo virtuale, noi creiamo una comunità energetica senza installare un contatore, tutto quello che è invece la parte amministrativa diventa complessa. Primo, perché la 119, la legge diciamo che dà un po' i criteri appunto generali, dice chiare lettere che devono essere ricompresi soggetti in povertà energetica. Io ripeto sempre, oggi il vero soggetto in povertà energetica è il comune, ce ne accorgeremo fra qualche anno quando vedremo gli effetti di quello che ha prodotto questa impennata, o ci pensa lo Stato con dei trasferimenti oppure avremo delle sorprese, per cui però ci chiedono il coinvolgimento di soggetti in difficoltà energetica. Sono chi? Qui soggetti individuati secondo degli ISEE bassi, soggetti magari già in carico ai servizi sociali, da andare a individuare attraverso una manifestazione di interesse, perché come comune dobbiamo fare questo. Allora voi pensate, nel momento in cui è costituita una comunità energetica con i cittadini, con soggetti deboli, quindi in difficoltà, quanto può essere facile gestire un'assemblea di quel tipo, un'associazione di quel tipo, per cui ci siamo resi conto che l'unico strumento che poteva essere utile era un modello che riconoscesse al comune promotore dell'iniziativa degli strumenti di governance. Ecco, noi abbiamo lavorato su questo, quindi il nostro modello, che è quello dell'associazione non riconosciuta, che è il soggetto che trova 2 articoli nel codice civile, tutto il resto viene stabilito dallo statuto, che diventa legge speciale, dia al comune il governo dell'associazione. Quindi primo aspetto. Secondo aspetto, siamo andati a ricercare all'interno dei comuni quelli che sono gli impianti che hanno le caratteristiche anche per poter entrare, quindi considerati nuovi impianti. Addirittura qualche associazione è stata costituita anche in virtù di finanziamenti avuti, mi vengono in mente i fondi del MITE oppure i famosi 50.000 euro per l'efficientamento, in cui sono stati stabiliti che verranno utilizzati lì. Cosa succede? Succede che nel momento in cui ci sono questi elementi, andiamo a costituire appunto queste associazioni. Nel momento in cui verrà realizzato l'impianto, poi verranno caricati i dati sul portale GSE. Una volta contrattualizzati con GSE diventeremo comunità energetica, quindi uno strumento operativo
che hanno in mano i nostri soci è prontissimo, con già delibere fatte e pronti per essere appunto usati. Tutto questo anche lo abbiamo fatto di corsa. Io mi ricordo di andare a parlare in consigli comunali dove andavo a dire approviamo nella delibera approviamo che la comunità energetica potrà avere un perimetro che sarà quello della cabina primaria o forse quello della cabina secondaria. Potrà essere massimo di 1 mega o forse massimo di 200, quindi una problematica normativa che non ci ha sicuramente aiutato in questo. Per cui però lo abbiamo fatto perché? Perché sapevamo che era importante per prepararci per i 2 miliardi e 2. Abbiamo visto la bozza del decreto, è stato veramente una delusione enorme. La bozza del decreto dice una cosa, secondo noi, l'articolo 4 se non sbaglio, tra i beneficiari comunità energetiche costituite in territori sotto i 5.000 di abitanti. Bene, comunità energetiche, adesso dato preciso non me lo ricordo, mi pare siano 39, facciamo un calcolo che siano l'80%, anche perché insomma sono comuni piccoli, vorrà dire che secondo quell'interpretazione letterale 10 comunità energetiche potranno presentare e spartirsi 2 miliardi e mezzo. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Noi ci siamo mossi perché insomma un po' rappresentando poi abbiamo chiesto e abbiamo scritto tutta una serie di osservazioni chiedendo che tra i beneficiari siano ricomprese le pubbliche amministrazioni che hanno in corso il percorso per costituire comunità energetica. Sappiamo appunto che è in commissione e in commissione si sta appunto valutando, speriamo che venga recepito. Ma c'è un altro tema: il 40% a fondo perduto, il 60% deve essere cofinanziato, ma secondo voi il soggetto che avevamo detto prima, formato da comune più il signor Antonio, la signora Maria, soggetti in povertà economica, è in grado di cofinanziare? Oppure troviamo un istituto che finanzia il soggetto più debole che esiste da un punto di vista di bancherabilità, che è l'associazione? Allora, signori miei, non saranno 15.000 comunità energetiche, ma con i 2 miliardi e mezzo rischiamo di non utilizzarne la gran parte. Altra possibilità però sono anche i privati, quindi ci apriamo al mondo degli operatori. Un'altra lettura può essere fatta questa, era stata data: se vogliamo fare comunità energetiche i comuni non sono in grado di farlo, dobbiamo affidarci agli operatori. Noi crediamo che questo non sia una cosa vera. I soldi devono arrivare ai comuni, i comuni devono intraprendere e promuovere le comunità energetiche, perché non dimentichiamoci, una comunità energetica promossa da un operatore con tutto quello che il mercato privato è, diciamo, sotto tiro, la signora Maria che deve aderire, e che è importante che aderisca perché abbiamo bisogno di gente che consuma, mi capite che avrà qualche difficoltà nell'essere credibile. Se è una cosa promossa da il mio comune è più facile. Noi abbiamo già fatto incontri dove abbiamo spiegato alle cittadinanze la comunità energetica, e per quanto ci presentiamo come di fatto un soggetto in house dei comuni, tanti sono preoccupati perché la materia energetica è materia in cui avvengono insomma cose appunto strane. Ecco, per cui la nostra esperienza è qua, è un modello che mi pare ritorni al primo modello. Il comune mette a disposizione un impianto, crea la comunità energetica e soprattutto lavora perché questa comunità energetica possa svilupparsi. Come si può sviluppare? Si può sviluppare con le politiche di nuovi impianti che hanno i comuni, per cui non dimentichiamoci che ogni progetto di efficientamento anche di una scuola ha al suo interno un minimo di impianto. Può entrare, adesso la Regione dice noi mettiamo questi 10 milioni, speriamo che
vengano recepite bene chi siano i soggetti beneficiari e qua veramente noi a costo di chiamare la direzione dell'architetto ogni giorno faremo presente questo, devono essere le pubbliche appunto amministrazioni e soprattutto ci siamo proposti una cosa, quella di dire: caro comune che ti intraprendi la strada della comunità energetica, il consorzio, come ti ha gestito gli impianti per 13 anni, si impegna a gestirti la comunità energetica, perché se noi pensiamo che un comune di 5.000 abitanti possa avere il tempo, le competenze forse sì, non le ha perché non ha il tempo di formarsi, per gestirle con tutte le problematiche che ci sono, è un progetto che non parte. Quindi noi ci proponiamo, con i soggetti con cui siamo partiti, a gestirle per l'intera durata. Gestirle significa fare tutte le pratiche amministrative e burocratiche, perché all'interno di una comunità energetica bisogna prendere tutti i dati che arrivano dall'emissione dei dati che fornisce il GSE, anche ci sembra, possiamo dire, insomma, un dato pulito, tutti i dati di produzione, i dati di assorbimento dei vari pod e poi fatta quella che è il riconoscimento dell'incentivo. Ultima cosa sulle comunità energetiche che stiamo appunto vedendo, l'interesse che stanno riscuotendo anche dal mondo delle imprese. Allora, io faccio sempre questo esempio: nei nostri territori sono territori in cui chi è in un comune piccolo ha investito e ha fatto impresa, significa che tiene a quel territorio, se no al posto di stare nel comune di Este, dove sono io, se ne andava in un'area più comoda, eccetera, per cui dimostra attaccamento al territorio. Bene, questo comune, questa impresa, se ha un impianto, produce per l'autoconsumo, che non dimentichiamoci è oggi veramente l'elemento principe di tutto quello che è la materia energetica. Se produce dal lunedì tutto l'anno, ma il sabato e la domenica non lavorano, nel periodo di ferie non lavorano, quell'energia può essere messa a disposizione della comunità energetica, quell'energia porta alla comunità energetica che l'autoconsuma in maniera puntuale un beneficio. Ancora un paio di mesi fa, su un convegno ad Orvieto dove abbiamo spiegato insomma questo meccanismo su una comunità che sta nascendo, un imprenditore alza la mano e dice: ma io ci perdo qualcosa? No, lei prende sempre quello che è il suo ritiro dedicato. Devo fare investimenti? No, è tutto virtuale, c'è solo da contrattualizzare. E allora fa l'imprenditore: perché non lo dovrei fare? Aiuto il mio territorio, magari dentro ci mettiamo anche i miei dipendenti. Ecco, questo per farvi capire che è interessante andare a far sviluppare la comunità energetica, non tanto nel mondo privato, dove il privato che si è fatto l'impianto se l'è fatto tarato giusto per il suo autoconsumo, ma l'azienda deve tenere conto dei fattori, che può essere la fase di crescita, la fase di incremento di fatturato, eccetera. Per cui noi siamo molto orientati nelle associazioni che abbiamo di sondare appunto il territorio, lo stiamo già facendo. Logicamente lo si fa sempre con manifestazioni di interesse, perché siamo degli enti pubblici. Ecco, per cui il nostro è un modello semplice però facilmente attuabile. Prima qualcuno che mi ha anticipato ha detto: dobbiamo aver coraggio, cominciare a farle, provare, per poi vedere come funzionano e potenziale. Sono uno strumento importante. Ultimo caso, non so se qua siamo, sì, beh, qua c'è la Val d'Astico. Allora assistiamo per esempio nell'area del Polesine, ecco la prima associazione che abbiamo fatto, che è proprio quella più avanti, che era un comune che aveva un impianto connesso da 38 kW su una palestra con pochissimo autoconsumo. Abbiamo creato l'associazione, lo stiamo adesso caricando proprio in questi giorni appunto nei portali. Per esempio c'è il tema delle aree buffer, cioè quella normativa che preveda che possono essere realizzati impianti a ridosso di zone industriali e di autostrade. Il Polesine in questi ultimi mesi qua è stato assediato, perché lì c'è la 13, per cui
300 metri di larghezza vuol dire che per ogni altri 300 metri di lunghezza faccio un ettaro. Okay? Io dico sempre, immaginiamo la A4 dal Friuli fino al Piemonte, dove al posto di vedere i vigneti vediamo pannelli fotovoltaici. Bene, fa piacere, progresso, io non faccio parte dei comitati dei no assolutamente, però voglio che le cose siano regolate. Ci chiama un comune disperato, dice sono venuti degli sviluppatori, vogliono fare questo grande impianto, fronte autostrada, mi pare si parlasse di 8 mega, e la norma prevede che possano essere fatti con la semplice PAS. Semplice PAS significa non poter dire niente, subire l'intervento. Questi comuni ci hanno chiesto un aiuto, siamo andati, abbiamo chiesto la riconvocazione, comune di 800 abitanti, un ufficio tecnico, una persona appena arrivata di 32 anni, si sono presentati 2 avvocati, e niente, nella discussione hanno detto ma sì, guardate, oltretutto vi facciamo un piccolo impianto di 5 kW sull'asilo che c'è. Il sindaco disperato ci chiama e dice ma cosa potremmo fare, cosa potremmo chiedere? Lì si stava lavorando su una comunità energetica, ho detto riconvochiamo la riunione e chiediamo in maniera molto semplice che sull'impianto che vanno a fare, con uno strumento di misurazione venga misurata una quantità di energia per la nostra comunità energetica, in modo che il sindaco mette dentro tutta, la popolazione, che ridistribuisce una parte, dell'incentivo appunto prodotto. Siamo andati a questa riunione, si sono dimostrati aggressivi nella prima fase, poi quando hanno capito che qualcosa parlavamo e ci hanno chiesto come intendavamo procedere, gli abbiamo dato la scaletta e la prima cosa che gli abbiamo detto: chiedete la convocazione della conferenza dei servizi. Forse hanno capito lì e ha detto no, la dovete fare voi. No, ho detto la procedura che riteniamo fare è questa. Cosa cambia? Cambia che, adesso magari l'architetto più esperto di me, che mi hanno spiegato i legali del consorzio che erano con me, che se la chiedono loro non è soggetta al silenzio assenso, se la chiediamo noi è invece soggetta al silenzio assenso, per cui era un modo. La vicenda come si è chiusa? Che l'impianto va fatto, il territorio ne beneficia, fanno subito un impianto da 50 kW per il comune e si sono impegnati poi, nel momento in cui sarà più chiaro il quadro normativo, perché per essere sinceri dobbiamo dire, per noi comuni era difficile, per noi pubblici amministratori era difficile lavorare con un quadro normativo incerto, pensiamo a chi ci deve mettere anche i soldi, per cui in questo caso qua si è risolto con questo impegno: quando ci sarà costruito l'impianto, una parte di quell'energia a favore del nostro della nostra comunità energetica. Quindi quella comunità energetica ha permesso, nel momento in cui era già pronta, in embrione, di poter far godere la cittadinanza questo appunto incentivo. Queste sono esperienze pratiche. Noi, ripeto, sul nostro peregrinare quotidiano di 3, 4, 500 comuni all'anno riceviamo quelle che sono le varie esigenze e cerchiamo di trasformare. Sulle comunità energetiche ci crediamo, stiamo qua con la Regione sempre a porre l'attenzione perché sia uno strumento che abbia veramente un futuro, perché se sbagliamo il modello rimane, ahimè, sopra i tavoli dei comuni, dove purtroppo per mancanza proprio di risorse e di tempo non si riesce a darne atto. Dopo ho visto una percentuale di condivisione che era quella fatta appunto sullo scambio economico, 50%. Ecco, il nostro obiettivo per le nostre comunità energetiche è che deve essere almeno il 90%. Capiamo che è faticoso, sarà faticoso, perché dobbiamo convincere la gente ad autoconsumare, ma con il 50% il contributo diventa il 50% e non andiamo da nessuna parte. Chi gestisce la comunità energetica deve impegnarsi a portare a casa almeno il 90%, se no non ha senso che
che esista. Come si fa? Stiamo studiando strumenti di comunicazione, la dottoressa Passerella ci sta lavorando, perché dobbiamo far capire alla gente che è un vantaggio di tutti consumare in maniera appunto puntuale. Ecco, io mi scuso se mi sono allungato anche troppo, e questo voleva essere insomma il mio messaggio. E adesso è arrivato il momento di aprire la tavola rotonda dove potete esprimere le vostre domande, anche tutte le persone che sono collegate in diretta YouTube o sulla piattaforma inviata dalla provincia di Vicenza possono interagire mettendole in chat, e a cui daremo appunto voce. Quindi se intanto dalla sala ci sono delle domande da porre ai nostri relatori, ci siamo anche mobilitati per attivare la connessione con i relatori di Enea, quindi a voi la parola. Sì, salve, Fabio Scotton. Una domanda, io vedo nella locandina che avete fatto c'era una casetta col pannello fotovoltaico, il prato, il fiume e 3 mini turbine eoliche. Ma se il proprietario di quella casetta fa la richiesta di autorizzazione per installarla, probabilmente il parere della soprintendenza è negativo. Avete provato a risolvere questo problema o parlato con la soprintendenza? Perché sono tutti bei discorsi, però alla fine serve l'autorizzazione per installarla. Per esperienza personale. Allora, la risposta gliela do anche subito. In realtà sulla questione del rapporto tra autorizzazione, pareri della soprintendenza, eccetera, abbiamo glissato, non abbiamo parlato di tutte quelle normative di semplificazione che sono state fatte in questi 2 anni, dove il rapporto tra i ministeri è stato anche un rapporto di tipo conflittuale. Sono state, secondo il mio punto di vista, rimosse la gran parte, voglio dire, delle criticità, perché se facciamo riferimento appunto alla locandina, quindi semplicemente un edificio che non necessita di parere della soprintendenza, addirittura il parere della soprintendenza non è obbligato neanche più all'interno dei centri storici per quanto riguarda gli ultimi decreti legislativi. L'ultimo decreto legislativo addirittura, secondo il mio punto di vista, è anche fin troppo eccessivo da un certo, proprio sulle questioni autorizzatorie, sta producendo degli effetti, probabilmente ci saranno delle modifiche per la conversione in legge. Noi cosa pensiamo? Sì, effettivamente adesso l'obbligatorietà del parere della sovrintendenza è quando si tratta di terreni che hanno un vincolo ai sensi sul fatto che la conferenza di servizi possa anche prescindere dal parere negativo sta nelle competenze che avrà il Comune, che avrà la Regione nel valutare il peso degli interessi pubblici prevalenti, nel senso che il paesaggio ha certamente un peso, però non è il solo dominus su cui si impostano i ragionamenti. Soprattutto questo può essere nel caso di vincoli del Ministero che riguardano la parte terza e non la parte seconda. Se siamo di fronte ad un vincolo monumentale su un edificio è chiaro che, però mi sembra che siano state abbastanza rimosse tutte quelle possibilità per cui l'impianto non si poteva fare di fronte a. Faccio un piccolo inciso, comunque noi la questione l'avevamo un po' prevista, abbiamo pensato di fare dei protocolli d'intesa, alcuni li abbiamo già fatti con dei soggetti importanti che li avete sentiti oggi, che sono Enea, che è GSE ed RSE, che sono la parte tecnica, però abbiamo pensato anche al protocollo d'intesa con il Ministero, quasi ad arrivare a un manuale di comportamento su cui si ha dei pareri praticamente anche nei casi dovuti, in cui sono caratterizzati da una certa
convenienza ad non affrontare estremamente dei progetti in maniera strutturata, in modo che abbiamo delle tipologie su cui possiamo dare già delle certezze a chi presenta il progetto. Ci stiamo lavorando con il Ministero, con le sovrintendenze, pensiamo che la cosa su questo tema così importante sia il dialogo tra istituzioni, quindi dai comuni, la regione, le province già lo fanno per mestiere su tanti campi, con le soprintendenze dobbiamo trovare una maniera di condividere modelli su cui in qualche maniera troviamo un accordo senza avere questi elementi di criticità. Adesso dalla regia mi dicono che c'è una domanda tra i sindaci connessi in diretta, quindi la parola la diamo al sindaco di Altavilla Vicentina, giusto? Ok. Ho capito che per ovviare a tutti i limiti anche della legge Madia sia stato scelto come soggetto giuridico l'associazione, ovviamente l'associazione non riconosciuta. E mi chiedo, i comuni possono partecipare a un'associazione non riconosciuta? Primo. E secondo, chi farà il presidente, visto che si pensa che il comune sia un promotore della CER, chi farà il presidente rispondendo illimitatamente con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni dell'associazione? Sì. Allora, questo è stato il tema oggetto, diciamo, di discussione, però mi ero dimenticato di fare una premessa. Nel nostro modello di comunità energetica non parte dal presupposto che di per sé la comunità energetica non potrà mai essere il soggetto che effettua l'investimento, quindi come dicevo prima non vediamo la possibilità di andare a finanziare, per cui se io tolgo da quella che è l'aspetto di rischio finanziario, il governo di una comunità energetica diventa veramente con rischio zero. Che costi avrò? Avrò il costo del soggetto che gestisce, se il comune lo vorrà può essere il CEV, che ha già individuato un parametro percentuale al beneficio ottenuto, perché il vero tema sarà far funzionare la comunità energetica. Nel nostro modello, per esempio, la manutenzione, proprio per ovviare alcuni aspetti tecnici dell'impianto messo a disposizione, rimarrà del soggetto titolare dell'impianto, per cui siamo andati a ridurre, diciamo, tutte le possibili responsabilità a ridosso pari allo zero. Però la sua osservazione è giusta, che è la stessa osservazione che si fa, ma chi lo fa fare a uno andare a fare l'assessore, andare a fare andare a fare il sindaco per assumere delle responsabilità a fronte, ecco, questo è un po' il concetto. Abbiamo cercato di far rientrare la sfera. L'alternativa qual era? Ne abbiamo già parlato con l'architetto, ma vorremmo anche approfondire quella parte politica. Oggi il riconoscimento dell'associazione è demandato alle regioni, le quali devono verificare i criteri. La nostra idea, con i numeri che stiamo mettendo in campo, è quello di porre alla Regione Veneto in primis, perché stanno partendo da lì, la possibilità del riconoscimento. L'alternativa era come anche suggerito, perché in tanti convegni che ho fatto mi sono trovato molte volte assieme alla Corte dei Conti il consigliere Baldanza, che proponeva le fondazioni in partecipazioni, le quali attraverso il patrimonio della fondazione rispondono delle proprie obbligazioni. Patrimonio delle fondazioni che viene costituito con il contratto di disponibilità dell'impianto, per cui capiamoci. Ecco, lei capisce che
andare a proporre a un comune piccolino con un impianto una forma che giuridicamente è veramente molto complessa, secondo noi non valeva appunto il rischio che si dava a correre, con la possibilità in ogni caso di trasformare nel tempo questa forma semplice in una forma più evoluta. Però ripeto, la scelta qua è quella di fare, lei pensi in Consiglio Comunale, già spiegare a un'associazione non è semplice, spiegare la fondazione in partecipazione è ancora più complesso, però insomma ci sta la sua domanda. Quindi riduciamo proprio come formula gestoria i rischi proprio a non saprei neanche quale, nel senso che l'impianto, la responsabilità rimane di chi me lo ha concesso in uso, responsabilità finanziaria non ne abbiamo perché non dobbiamo rientrare dei nostri finanziamenti, per cui insomma certo che non c'è nulla senza rischio, però insomma basta che siano calcolati e ci sia la consapevolezza, insomma. Non è incentivato a fare energia per evitare, per dire, il gas russo, no? Perché se ognuno potesse fare, potrebbe sfruttare i mulini che una volta producevano energia, potrebbe mettere fotovoltaico a piacimento e così via. E mi sembra, da quel che ho capito, che il difetto è perché le reti non sono in grado di assorbire, oltre che magari perché vai al consorzio e non ti lasciano usare il mulino, la ruota. Ecco, non so se ho capito bene, ma se lo fai, se l'autoconsuma, quello è il migliore. Esatto, sì, ma è un limite, no? È un limite, perché io ho già a casa mia 40 kW, no, l'autoconsumo l'ho già superato, fortuna che l'ho fatto 10 anni fa, capito? Ma l'autoconsumo è limitante come produzione, come idea di produzione, questo voglio dire. Mentre diventa, con la scusa che non ti lasciano sfruttare i mulini, e quelle cose che ho appena detto, l'autoconsumo è poco, insomma. Mentre se vogliamo fare fronte al gas russo dobbiamo avere libertà. Guardi che è un piccolo tassello la comunità energetica, noi lo diciamo sempre, fa parte di un piccolo tassello per quanto riguarda la transizione energetica, non risolverà i problemi. Sì, ho capito, ma se avessimo la possibilità di fare sarebbe molto di più, e invece non ce l'abbiamo. Mi chiamo Angelo De Munari. Volevo dire, anch'io vorrei tirare una conclusione che, allacciandomi a quello del collega, mi pare che noi altri stiamo creando questi artifici per produrre, per solidarietà anche tra la povertà eccetera, però mi pare che appaia in maniera lampante il fallimento del servizio pubblico, cioè la rete pubblica non riesce praticamente a ricevere l'energia prodotta, ma soprattutto non riesce, perché non è interconnessa, mancano le small grid, cioè qua abbiamo dormito, la pubblica amministrazione, o meglio i nostri governanti, non hanno mai fatto un piano energetico serio. Cioè le potenzialità delle reti, perché adesso giustamente prima si diceva che se venisse messa in rete devono spegnere le centrali termoelettriche, ovviamente una volta spenta la centrale termoelettrica per riaccenderla ci sono dei costi, quindi no. Però ecco, io ho tirato questa conclusione, cioè che qua siamo governati da persone, secondo me, nel nostro paese qua poco lungimiranti, poco capaci. Qua io vorrei citare il discorso di Cardinale Martini, dice che abbiamo bisogno di teste pensanti. Non che sia cattolico, ortodosso eccetera, abbiamo bisogno di amministratori che abbiano veramente, se vogliono bene al nostro paese, se vogliono bene all'Italia, perché sennò guarda, non so col PNR anche lì abbiamo già delle avvisaglie che sono tremende, non so se riusciremo. E soprattutto che conti avremo, che scoperte avremo quando praticamente sarà passata qualche anno qua a vedere i bilanci dello Stato, se sarà la bancarotta dell'Italia. Speriamo che facciano il MES, ma almeno ci salveranno in qualche maniera. Ecco. Grazie.
Non so se merita sicuramente una risposta, ma mi sembrava che fosse anche una considerazione su cui in molti possiamo anche condividerla, nel senso, io non so se si era capito forse all'inizio, abbiamo un trend che ci porta ad andare verso l'elettrificazione dei consumi, nel senso anche i consumi termici probabilmente verranno convertiti in consumi elettrici, si è parlato di pompe di calore, ma anche, voglio dire, i consumi domestici che avremo, probabilmente il gas verrà sostituito, voglio dire, anche nella propria cucina con convettori elettrici, eccetera. Quindi un gran bisogno di energia elettrica. Questa energia elettrica, abbiamo detto, una risposta potrebbe essere sicuramente la comunità energetica insieme ad altre forme di produzione, abbandonando la questione del fossile, visto che abbiamo questo reattore nucleare che si chiama Sole, che si darà energia per i prossimi 4 miliardi di anni. Dove sta il problema? È quello che dice lei, cioè abbiamo una rete che in qualche maniera fa fatica già adesso ad assorbire l'energia elettrica prodotta. Cosa succederà quando noi, come stiamo cercando di portare verso un'idea massiva di produzione da fonte rinnovabile e via dicendo? Quindi qualche correttivo deve essere posto. La materia è evidentemente una materia di carattere nazionale, su cui le regioni in qualche maniera cercano di dire un po' la loro, quando Terna progetta il proprio piano nazionale, e molto spesso lo fa tenendo conto anche dello sviluppo della rete. Abbiamo preteso e ottenuto nel 2019 come Regione Veneto un protocollo tra Terna e Regione Veneto nel momento in cui si va a discutere, voglio dire, degli interventi che si fanno sul territorio, perché è giusto che Terna avvii i propri programmi di sviluppo della rete immaginando anche nuove infrastrutture e via dicendo, ma a questo punto il tema invece è proprio quello di lavorare sulla distribuzione esistente per riuscire ad affrontare le prossime sfide che ci aspettano, perché se no, voglio dire, o pensiamo comunità energetiche stand alone, cioè che non si connettono alla rete e non sono comunità energetiche, o pensiamo dei modalità di accumulo dell'energia che non metto in rete ma che la metto all'interno, voglio dire, di questi accumulatori, però non mi sembra tanto funzionale, quindi bisogna risolvere le questioni nei rapporti che ci sono, voglio dire, tra Regione e Terna. Parlo soprattutto di Terna perché insomma sono loro che gestiscono un po' le risorse che paghiamo in bolletta per lo sviluppo delle reti. Credo che ci sia consapevolezza, anche perché sono già state fatte delle segnalazioni non solo dai comuni ma anche direttamente da singoli utenti, non solo nel Veneto ma in tutto il nord Italia, alle domande di connessione. Molto spesso o si aspetta mesi o nel momento in cui si aspetta anche che si arriva ad arrivare alla domanda magari ti riducono anche la potenza autorizzata. Insomma, questa cosa qua va aggredita perché è il sistema paese che deve funzionare, non è solo, voglio dire, l'iniziativa dei singoli a cui sono chiamate appunto queste comunità energetiche. Abbiamo detto sono volontarie, cerchiamo di mettere a disposizione le energie di tutti, voglio dire, dalle amministrazioni comunali alla regione eccetera, ma bisogna avere anche un partner che in qualche maniera risponda da un punto di vista tecnologico alle esigenze che ormai sono conclamate, insomma. E adesso un'altra domanda che ci arrivano dai collegamenti. Diamo la parola a Bonato Alessandro dell'ufficio tecnico del comune di Pianezza. A lei la parola, Alessandro, ben arrivato e benvenuto. Grazie. Avevo delle domande di natura prettamente tecnica, visto un po' gli studi preliminari mandato dell'amministrazione di valutare la possibilità di appunto costituire una comunità energetica all'interno del territorio. I dubbi erano sulla lettura
nella bozza del decreto del MASE sulla qualità degli impianti che potrebbero poi successivamente confluire all'interno della comunità stessa. In particolare, visto che i fondi sia degli incentivi in tariffa sia per i fondi a contributo perduto per i piccoli comuni, essendo fondi PNRR, quindi con una di natura comunitaria, avranno l'obbligo e il rispetto dei principi del PNRR stesso, quindi DNSH e tutto quello che abbiamo un attimo imparato a conoscere in questi mesi di adempimenti normativi e quant'altro. Questa era la prima domanda, se posso avere gentilmente un feedback. Forse non è proprio una domanda, è una constatazione, non riesco a interloquire in questo modo. È chiaro che il DNSH è una procedura che ormai ci dovremmo attenere tutti, ma secondo il mio punto di vista non deve spaventare. Colgo un elemento di preoccupazione sul PNR da parte dei piccoli comuni, non solo dei piccoli comuni, anche dei grandi comuni. Effettivamente è una procedura complessa quella di partecipare ai bandi e via dicendo. Non a caso noi stiamo attendendo la convocazione della Commissione Ambiente e Energia come regioni, perché veniamo anche convocate per introdurre anche degli elementi di semplificazione. Non sempre, voglio dire, la posizione delle regioni viene, come dire, non dico rispettata, ma insomma poi il Ministero si fa i suoi ragionamenti. Purtroppo i termini che vengono definiti nel PNR sono quasi sempre difficilmente ridiscutibili. Quello che posso dire è che poi noi come Regioni poniamo alcune questioni, poniamo dei correttivi e molto spesso cerchiamo di arrivare all'intesa, che deve essere necessariamente ottenuta quando vengono portati questi provvedimenti in Commissione Energia, Ambiente e Energia. La vedrei ottimisticamente, voglio dire, non si può che migliorare secondo il mio punto di vista, ecco. Una volta costituita la figura giuridica nel comune come ente proponente, avevo dei dubbi, delle riserve sulla modalità delle gestione appunto delle risorse, dove c'è, che è dovuta a una gestione pubblicistica, quindi secondo il rispetto del codice di appalti o quant'altro, e dove si deve fermare invece questa gestione, visto che si è creata una figura giuridica diversa. Anche come ufficio tecnico mi vedo un po' nel mezzo, non so se riesco a riportare dubbio. Sì, questo è un tema che è stato affrontato, siamo sicuramente un soggetto giuridico diverso. Non le nascondo che più di qualche comune, nel momento in cui abbiamo inviato la nostra modulistica, ha fatto la stessa revisione, ha proprio espresso chiaramente all'interno dell'atto costitutivo che l'associazione perseguiva, per quanto riguarda gli acquisti, il codice dei contratti, quindi si è voluto proprio togliere qualsiasi dubbio per far coincidere, diciamo, le due cose, quelle proprio della prevalenza, diciamo, appunto pubblicistica, per cui noi abbiamo casi in cui non è stata prevista, riteniamo che non avendo investimenti grossi da fare, perché come ripeto un'altra volta per noi le comunità energetiche non fanno gli impianti ma dovranno gestire, quindi saranno sicuramente, attenzione, prima abbiamo visto una tabella, se noi andiamo a vedere i dati aggregati veramente rimaniamo stupiti dalla non entità
di quelli che sono i ricavi di una comunità energetica, cioè non aspettiamoci i numeri dei vecchi conti energia, per cui mi viene da dire, se dobbiamo dare l'incarico per la contabilità, per questo, per quello, che sono tutti sotto soglia. Però le dico, con sorpresa, almeno 3 o 4 comuni hanno voluto l'introduzione esplicita, che a me personalmente non dispiace, proprio per voler rafforzare, diciamo, questa posizione. Squarcina della provincia di Vicenza. Una domanda proprio da ignorante, ma cosa si intende per nuovi impianti? Cioè, ci sono impianti che non possono far parte o impianti che appunto hanno dei limiti? Ecco, questa è una domanda. Poi forse in parte l'ha già detto il dottor Soldà. Se io sono un produttore di energia elettrica e ho ben dimensionato il mio impianto, perché magari ho installato delle batterie e quindi riesco a consumarlo, mi conviene far parte della comunità energetica o consumarmi la mia energia? E poi un'altra domanda: se io ho degli incentivi perché ho già partecipato a qualche conto energia, se questi sono influenzati dalla mia partecipazione alla comunità energetica. Ecco. Non credo siano collegati i colleghi di GSE, che magari potevano dare una risposta più puntuale. È chiaro che, fra l'altro, sono girate diverse versioni del DM, addirittura prevedevano che la costituzione delle comunità energetiche poteva far praticamente conto solo degli impianti che saranno costruiti successivamente alla legge. Questa è una cosa che poi pian piano è stata tolta, per cui senz'altro i nuovi impianti possono ovviamente essere utilizzati, ma anche quegli impianti che sono stati realizzati, hanno messo anche una data, connessi alla data, adesso non mi ricordo, ma dovrebbe essere c'è una disquisizione, c'è proprio una... Prego. Allora, era un po' che non lo vedevamo, legge 119 parlava della connessione degli impianti dal 1° marzo 2020, un'interpretazione fatta in base all'entrata in vigore del decreto l'aveva rettificata al 2001, che era al 2021, sì, quindi aveva portato indietro di un anno, ecco, neanche forse un anno, e per cui aveva creato un po' di convegni fa, non so dove eravamo, sto allarme, poi era riscomparsa e una slide che prontamente l'architetto Alberti mi aveva fatto notare è ricomparsa. Noi teniamo in ogni caso buona la data del 1° marzo 2020, non vi nascondo che proprio alla luce anche di quello che abbiamo visto oggi, magari chiariremo, faremo proprio un quesito, sia il caso proprio penso di farlo, però la 1° marzo, connessi 1° marzo 2020. Non dimentichiamoci che le connessioni sono un'altra materia dei tempi biblici, per cui è facile, li troviamo con facilità, perché pensiamo che i famosi 50.000, gli efficientamento delle scuole a qualche anno, realizzato, faccio l'impianto, poi devo fare la pratica di connessione, non ho esperienza per farla, il tecnico magari non me la fa e va in connessione dopo, che con tutti gli altri serie di problemi, perché intanto l'impianto produce e butta in rete, per cui insomma ecco. Noi oggi diamo come indicazione 1° marzo 2020, ma sarà nostra cura, riavendo visto oggi quel fatidico 2021 che mi ha subito, di chiarire una volta per tutte, insomma questo. E siamo quindi arrivati alla conclusione di questa importante giornata. Un ringraziamento speciale e particolare va alla Regione del Veneto che ha permesso tutto questo, alla provincia di Vicenza che è stata veramente protagonista del cambiamento sul territorio con la promozione veramente capillare di questo convegno e soprattutto con quelle che saranno anche gli spin-off con ulteriori nuove sinergie anche al fianco del Consorzio CEV per trasmettere veramente la cultura sulla e per la transizione energetica. E una cosa su cui dobbiamo riflettere anche un po' per chiudere le fila di questo convegno
riflettendo appunto e ringraziando anche tutti gli amici che li possiamo anche chiamare così, erano collegati anche online, che il cambiamento ha bisogno di persone che si fanno veramente motore del cambiamento, e quindi rilanciamo quella parola iniziale, quella parola chiave con cui abbiamo aperto, a essere proprio i protagonisti del futuro. Grazie a tutti.